Il Veneto in ginocchio, come un bombardamento, come un terremoto, sono state le definizioni più utilizzate in queste ore. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Siamo ancora in diretta a garantire l'informazione costante su quello che è successo nella nostra regione. È ovvio come ormai lo avevamo detto più volte nei giorni scorsi, ci si debba concentrare soprattutto sul bellunese, la zona più sofferente ancora in queste ore. Tra poco ci colleghiamo con Tiziana Bolognani e Nicola Marcato. Sarà ancora un lunghissimo pomeriggio. Sapete che per domani mattina c'è prevista ancora pioggia e forte vento. In programma un vertice a Belluno ancora con il capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, come vi abbiamo raccontato in diretta con Nicola Zanetti oggi nei telegiornali di pranzo, ma ancora non si sa che ora possa essere questo vertice, proprio perché il maltempo continuerà. L'allarme rosso, lo sapete, era stato prolungato fino alla giornata di oggi, ma in realtà oltre alla breve pausa di domenica comunque è sempre prevista pioggia. Poi questa è una delle immagini, uno dei video che maggiormente ha fatto il giro del web nelle ultime ore, con questa strada, Leminallongo, impressionante da vedere e documentare in questo video. Una strada che di fatto non era praticabile, e soprattutto la prima neve, lo avete visto, l'abbiamo detto più volte anche in diretta, raccontato come a Roccapietore, per esempio, ce l'ha detto l'assessore regionale Bottaccino alla Protezione Civile, la prima neve abbia messo ulteriormente in difficoltà, ma la pioggia, ed è tanta quella che è caduta in queste ore, che rende ancora più difficoltoso l'intervento. La pioggia porta nuove frane, molti paesi sono ancora isolati, 16.000 famiglie senza corrente, ed eccolo qua la cronaca del Corriere delle Alpi. Acqua sporca e danni nei boschi per almeno 300 milioni, abbiamo sentito come un conto ancora sia da fare per il mondo dell'agricoltura, un conto sia da fare almeno ancora per le strade, solo quelle del Veneto, le strade regionali, facciamola più semplice, possa avere un danno quel comparto di almeno un centinaio di milioni di euro. Pensate a quanto ammonta il danno per la nostra regione. Questo è quello che sta succedendo ancora nel Veneto. Appena possiamo ci colleghiamo con Tiziana Bolognani, fatemi sapere per capire che cosa è pronta. Allora andiamo subito. Tiziana, facci sapere dove siete in questo momento, tu, Nicola Marcato, anche perché vorrei
che riuscissimo a documentare il più possibile. In queste ore abbiamo visto molti video web, ci siamo collegati con voi più e più volte in queste lunghissime dirette, ma lo ha detto anche Bottaccini, il mondo non ha idea, l'Italia non ha idea di cosa sia successo lì dove ti trovi tu. Cronaca libera, raccontaci quello che stai vedendo e quello che possiamo mostrare ai nostri telespettatori. Buon pomeriggio Ferdinando. Allora, io in questo momento mi trovo sulla 51 bis di Alemagna, la strada che per intenderci porta da Auronzo di Cadore, e siamo all'altezza del bivio che conduce lungo la 52 Carnica e porta verso il passo della Mauria e poi naturalmente immette in Friuli Venezia Giulia a Udine. Allora, qual è la situazione che abbiamo trovato dopo l'Ozzo di Cadore che dobbiamo dire abbiamo visto è stato un po' risparmiato dal maltempo, fatte salve alcuni piccoli smottamenti, lo smottamento importante a Perarolo di Cadore che ha come dire, costretto l'evacuazione in via cautelativa di decine di famiglie. Che cosa abbiamo trovato? Ci siamo fermati qui al bivio perché il bivio oggettivamente mostra, tu poco fa lo stavi dicendo in apertura, mostra lo scempio che il maltempo, il vento ha fatto sul bosco, sugli alberi. Noi abbiamo visto e trovato delle situazioni davvero da post bombardamento. In questo momento, vedete, questo versante è completamente raso al suolo e i fusti degli alberi e degli abeti sono importanti, sono alberi che hanno decine e decine di anni. 300 milioni di euro è la cifra, perlomeno fino ad ora data, approssimativa, del danno che la montagna bellunese ha subito per la perdita di legname. E vi ricordo che in questa zona, la zona del Cadore e poi del Comelico, il legname è fonte di vita, è fonte di economia. Il 40% dei boschi bellunesi sono stati completamente rasi al suolo dalla violenza del vento che nella giornata di lunedì, lo avete ben detto nei vostri collegamenti, nelle vostre dirette, nelle vostre trasmissioni, ha raggiunto e superato i 190 km orari e in certe vallate il vento che si è incanalato a quella potenza ha avuto l'effetto di una devastazione, è stato dirompente. Questa mattina, per raccontartela, noi ci stavamo spostando verso Cencenighe a Gordino, dove c'è stato un piccolo smottamento che ha causato il franamento di una massicciata e quindi la chiusura della strada. Lunedì, se ricordate, prima giornata di emergenza, oggi è giorno 5, quinto giorno di emergenza maltempo in provincia di Belluno. Lunedì ci eravamo portati all'altezza della Muda per farvi vedere lo smottamento che aveva fermato, bloccato la 203 a Gordina, con già le macchine operatrici in mezzo alla strada per liberare la carreggiata, ma anche per liberare le case dal fango, dai sassi, dai detriti che sono scesi, che sono scivolati come magma dalla montagna. Ebbene, il panorama che noi ci siamo trovati di fronte, e ve lo dico con un grandissimo tuffo al cuore, con una grandissima emozione, una grandissima commozione. Forse voi mi potrete capire perché io vivo in questa provincia e so bene com'era la provincia di Belluno, il territorio della provincia di Belluno, come appariva a tutti fino a lunedì. Ebbene, non c'è più niente, tutto raso al suolo. Vi racconto anche, vi manderò più tardi le immagini, che il noto, rinomato centro area picnic a Candatene, sempre sulla 203 a Gordina, che poco dopo il Peron di Sedico, una zona che è stata amorevolmente costruita negli anni e realizzata e voluta con grandissima forza dal Corpo Forestale dello Stato, è stata completamente rasa al suolo. Non c'è più un albero, non c'è più una panchina. Il cordevole si è mangiato tutto, esattamente come si è mangiato la strada e diversi punti della carreggiata, e questo è anche ben visibile durante il percorso che ci porta ad Agordo. La strada naturalmente a Cencenighe
Sì, mi dicono che avete un problema, che abbiamo un problema con l'audio. Esatto. Comprendo che il problema sia un problema reale, sì, comprendo che sia un problema reale, perché siamo proprio in mezzo a una vallata e immagino che ci possano essere problemi. Allora io continuo il racconto che ho fatto vedere questa devastazione, ci spostiamo da un'altra parte naturalmente, perché stiamo cercando di raccontarvi chilometro per chilometro che cosa c'è, che cos'è oggi la provincia di Belluno. Ferdinando. Infatti Tiziana, lo stavo per dire, anche perché secondo me in questo caso, dopo quello che è successo con venti di quella potenza che citavi tu e che conosci meglio di tutti noi, la provincia, il tuo territorio, non c'era prevenzione che potesse tenere, insomma cerchiamo di essere molto chiari. Allora, perché oggi vogliamo riuscire insieme e facendo il più possibile a mostrarvi, vediamo sempre le immagini, lo ricordo alla regia, quello che è successo soprattutto nel Bellunese, ma poi vedremo ovviamente anche tutto il resto, perché le piogge di queste ore hanno impensierito nuovamente ulteriormente dopo i disastri di lunedì e martedì. Perché non è facile, cioè esistono solo alcuni video Facebook, alcune dirette che abbiamo fatto noi anche nei giorni scorsi, ma come avete capito e sentito pochi istanti fa, anche i collegamenti sono ormai impossibili. Ce lo raccontava anche l'assessore Bottacin, assessore alla protezione civile, come non ci siano linee telefoniche, non ci sia la possibilità di connettersi a internet, mancano gli acquedotti, la linea elettrica, figuratevi voi il collegamento con i cellulari per esempio, quindi tutto questo rende ancora più difficoltoso. Lo stesso sindaco di Roccapietore, che abbiamo citato più volte, ed è stato complicato raggiungere, per parlare con gli uomini della protezione civile e garantire gli impegni e gli interventi nel suo territorio, doveva scendere di 20 chilometri più verso la valle in un punto in cui il suo cellulare prendesse, per poi mandare solo degli sms. Quindi immaginate che anche i collegamenti con i nostri zaini sono resi davvero difficoltosi in queste ore, perché utilizzano la linea dei cellulari. Vi racconto tecnicamente, non interessa, ma è per spiegarvi. Hanno 6 chiavette, 6, quindi non un'unica chiavetta SIM, un'unica SIM card per connettersi, addirittura 6, quindi deve attingere a queste 6 per avere una linea migliore, e nonostante appunto abbia tra le 6 o le 9, adesso non ricordo bene, SIM, fa fatica appunto a trasmettere immagini e audio in diretta, come avete visto. Colleghiamoci il più possibile, lo ripeto ai ragazzi, proprio con Tiziana e Nicola, perché si possa vedere quello che succede. Un telespettatore ha chiamato per dire che ha un deumidificatore che mette a disposizione di chi ne ha bisogno tra gli alluvionati, ci scrivono dalla redazione di Antena 3. Grazie. Non sapete quanti, sfruttando forse più Antena 3 che i canali classici, diciamo, in queste ultime ore ci hanno scritto attraverso i profili pubblici di Antena 3 o anche quelli personali dei giornalisti, dicendo: io sono pronto, cioè i candidati angeli del fango, definiamoli così, pronti a scalare quel che resta delle strade per arrivare al Bellunese e il resto delle zone della nostra regione. Ovviamente è meglio che si mettano in contatto, lo ribadiamo anche attraverso questa diretta straordinaria. Mettetevi in contatto con i vostri comuni, saranno i vostri comuni a parlare poi con le singole protezioni civili, che inevitabilmente in queste ore sono tutte attivate, quindi quello è il canale migliore. Abbiamo un nuovo collegamento, torniamo da Tiziana. Ecco Tiziana, di nuovo a te, vai. Sì, ecco, allora non mi devo muovere da qui, perché penso che soltanto sì, lo spostamento al centimetro della mia in strada magari può far saltare il collegamento con il microfono. Giustamente lo dicevi, la situazione per quanto riguarda i collegamenti è disastrosa e continuano a restare isolati moltissimi comuni della nostra provincia. E se pensate che il comune capoluogo ha ancora problemi di acqua potabile, c'è un'ordinanza da 2 giorni, l'acqua a Belluno non è potabile. Se pensate che in città, nella città ci sono ancora delle località che sono isolate, che sono, la cui viabilità è interdetta al traffico, ecco, questa immagine vi può dare la misura di ciò che invece c'è
fuori, lontano, dove la viabilità comunque, che è quella di montagna, è precaria di default, è sempre stata così, è sempre stato complicato raggiungere e vivere la montagna. Possiamo immaginare che cosa significhi in questo momento stare a Rocca Pietore, stare a Livinallongo del Col di Lana, stare a San Tommaso a Gordino, dove ci sono anche moltissime persone anziane, un dato su tutti, oltre il 60% della provincia di Belluno, degli abitanti della provincia di Belluno è ultra 65enne. Allora, questi sono dati che evidentemente possono fare riflettere in un momento così drammatico di emergenza del maltempo. Poco fa, lungo questa strada, perché i soccorsi sono arrivati grazie anche alla mobilitazione della Protezione Civile nazionale e anche dei tanti volontari che si sono mossi dalle regioni con Termini, compatibilmente con le emergenze che ci sono state evidentemente anche in altre regioni della montagna del nord Italia. Ebbene, poco fa abbiamo visto passare i mezzi dell'esercito che stanno cercando di trasportare le ruspe, macchinari per rimuovere il materiale dalla carreggiata, per liberare le case dal fango, per ripristinare la viabilità. Questa mattina si è mosso un elicottero CH-47, un elicottero enorme, quelli dell'esercito che siamo stati abituati a vedere magari tante volte, spesse volte nei film, che stanno facendo la spola per trasportare i gruppi elettrogeni nei luoghi dove si arriva esclusivamente con l'elicottero. E quindi questa è Belluno, oggi una provincia di Belluno, un territorio già fragile, sempre stato fragile di per sé, che oggi si ritrova in una veramente letteralmente in ginocchio, e bene fanno a ripeterlo i rappresentanti delle nostre istituzioni con i nostri sindaci, che si stanno dando da fare in maniera encomiabile, affiancati dai volontari della Protezione Civile, del Soccorso Alpino. Stare ad elencarli tutti potrebbe sembrare superfluo, ma così non è, perché davvero la macchina della solidarietà in provincia di Belluno si è messa in moto immediatamente, ma la solidarietà è anche la solidarietà del gomito a gomito, porta con porta, i vicini che stanno cercando di aiutarsi, persone che stanno mettendo a disposizione le case per i posti letto per gli sfollati, persone che stanno dando la disponibilità nei luoghi, nelle località in cui la corrente elettrica arriva, di poter ricaricare semplicemente il telefono, il telefonino, o di fare anche una doccia calda, o di preparare, mettono a disposizione la cucina per preparare i pasti. Ecco, questo vi devo dire spinge a sentimenti di enorme commozione. Io credo che la provincia di Belluno, passata questo momento drammatico di grande emergenza, molti si stanno lamentando, ve lo dico, tu parlavi poco fa, Ferdinando, dei collegamenti, del fatto che noi come Antenna 3, con il nostro gruppo Media Nord-Est, è anche l'unico in questo momento che sta seguendo anche attraverso i social in maniera costante, possiamo dire H24, l'emergenza che ha colpito all'inizio tutto il Veneto e poi evidentemente si è manifestata in tutta la sua crudeltà, in tutta la sua gravità in provincia di Belluno. Ebbene, ci sono moltissimi cittadini in provincia di Belluno che si sentono abbandonati dai media nazionali, perché ritengono che i media nazionali ancora non abbiano colto la gravità della situazione, la gravità della condizione in cui è precipitata e piombata la provincia di Belluno dopo i primi 2 giorni, dopo un lunedì e un martedì di vero inferno, di vero disastro dalle condizioni apocalittiche. Vi abbiamo fatto vedere a Feltre che cosa è successo per la tromba d'aria, anche Feltre è irriconoscibile, vi abbiamo trasmesso, pur non volendo, pur non essendo la nostra intenzione, no? quella di fare la televisione urlata, la televisione della lacrima facile, del dolore, eccetera, ma la testimonianza che ricorderete vi abbiamo trasmesso da Villaga di Feltre, di quella donna che si è trovata di fronte alla tromba d'aria, di fronte a questo, di definire la tromba d'aria magari anche pure riduttivo, perché la violenza del vento che
praticamente le ha scoperchiato la casa, che non le ha lasciato più nulla e che l'ha ridotta, come lei stessa si è definita, alla stregua di una profuga, di una senza tetto, di una senza casa. Lei e tutta la sua famiglia vi ha potuto sicuramente dare l'idea di che cosa sta accadendo, di che cosa è accaduto. I media se ne stanno accorgendo un po' in ritardo, d'altra parte nel 2010, se ce lo ricordiamo tutti, ci vollero 7 giorni perlomeno prima che l'emittenza nazionale, i giornali, la stampa si accorgessero, si rendessero di conto di che cosa era accaduto, del dramma che aveva colpito il nostro Veneto. Vabbè, stanno arrivando, tranquillizziamo tutte le persone che riescono a raggiungerci magari attraverso i social, che ci siamo, che la solidarietà c'è e che stiamo parlando di tutta la provincia, di tutto questo territorio, centimetro quadrato per centimetro quadrato. Naturalmente con le difficoltà oggettive che non solo la logistica comporta, con la difficoltà di dover raggiungere i posti che sono isolati. Noi in questo momento ci siamo fermati qui, ma altrove ci sono proprio dei divieti di accesso. Ieri lo abbiamo ben sperimentato sulla frana del Tessin a Funessa dal Pago, per cui non siamo potuti arrivare nel luogo esattamente in cui il magma, la frana di oltre 4 milioni di metri cubi di materiale ha ripreso a scendere a valle in maniera inesorabile, minacciando l'abitato di Funessa, che fino all'altro ieri, fino al sopralluogo del CNR, del Genio Civile di Belluno, con l'assessore regionale Bottacine, pareva dovesse essere evacuato. La cittadinanza, i paesani di Funessa, di Lamosano di Chiesa del Pago convivono dal 1960 con questa colata, con questa frana, che già in passato però ha obbligato l'evacuazione delle case, che in alcuni casi, scusate il gioco di parole, sono gravemente danneggiate perché Sì. Allora ti interrompo, scusami, allora noi dobbiamo provare a fare una cosa che è davvero difficile. Pronto? In queste condizioni poi soprattutto. Noi proviamo a seguirvi, cioè adesso voi vi sposterete perché possiamo mostrare... Vedi che sta piovendo ancora. Sta piovendo ancora, ecco, immaginiamo, quindi in che condizioni cerchiamo di fare il nostro lavoro per potervi mostrare più possibile e perché vi rendiate conto di cosa vuol dire quando un governatore, quando un assessore regionale parla di bombardamento di una zona devastata. E cercheremo di seguirvi, quindi capire anche dove vi spostate adesso, se è possibile poi tenere appunto sempre acceso il collegamento. Capisco in che condizioni vi troviate, però in modo che possiamo documentare il più possibile. Tiziana, ci risentiamo allora tra poco. Ricordiamo appunto strade, torrenti esondati, le strade a pezzi, i ponti crollati, anche una valcellina devastata. Nel corso del pomeriggio sentiremo anche l'assessore regionale Riccardi del vicino Friuli Venezia Giulia per raccontarvi di quel che è successo anche là. È stato un addio in queste ore anche ai boschi raccontati da Mario Rigoni Stern. L'avete visto, anche uno dei simboli ovviamente di che cosa è stato questo nuovo alluvione così ormai soprannominato. Una sappada figlia di nessuno, si è raccontato anche questo, passata recentemente al vicino Friuli Venezia Giulia, e in realtà lì la popolazione ha avvertito un certo abbandono. Allora abbiamo oggi ve lo proponiamo anche perché che arrivino le informazioni nazionali e con ritardo. Siamo ben abituati noi che abbiamo raccontato tutte le emergenze degli ultimi anni, a cominciare ovviamente dal 2010. Poi l'importante è che il governo sia vicino, quindi sapete nell'intervento del Vice Ministro che appunto pensa di spingere la sospensione di mutui e pagamenti delle tasse, quindi vediamo se davvero ci sarà una fase operativa di questa idea. Vi leggo ancora il senatore leghista Vallardi che dice, della Lega: credo che il buon senso che ha dimostrato fino ad oggi il governo porterà verso questa direzione. Noi come parlamentari veniamo da questo territorio e difenderemo il provvedimento. Vediamo se riusciamo
a sentire il sottosegretario all'economia Massimo Bitonci, appunto perché lui sarà uno degli uomini che dovranno stabilire quanto chiesto dal Veneto. Sapete anche che il governatore Luca Zaia ha intenzione di attivare, ha chiesto l'attivazione di un numero per la raccolta fondi, come capitò appunto anche nel 2010, ma ricordatevi e imprimete nella vostra mente queste immagini, perché è ancora così. Quando Bottacin ci racconta che sono saltati gli acquedotti, quindi immaginate quanto tempo ci vorrà per rimettere in moto quel territorio. Allora, dopo le forti piogge, e l'abbiamo detto anche nelle scorse ore, la preoccupazione per l'Aipo è il Po, che sta crescendo, tra poco lo raccontiamo. C'è la pubblicità o la telefonata? Telefonata? Sì, allora... Onorevole, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie per essere in diretta con noi. Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Allora, Bitonci ha seguito, immagino anche lei in queste ore, tutto quel che è successo e la richiesta che arriva dal governatore Zaia per questi territori. Secondo lei è possibile che si arrivi a una sospensione dei mutui, a una sospensione delle tasse per quell'area? Se sì, cosa significa? Per quanto tempo? Noi siamo già al lavoro per trovare una soluzione, nel senso che c'è il decreto fiscale che è in fase di conversione al Senato e quindi quella potrebbe essere la sede per inserire un emendamento o da parte del relatore, quindi o da parte del governo, per provvedere quella che può essere una sospensione quindi dei versamenti delle tasse per tutte ovviamente le attività e le famiglie che sono interessate, nelle zone interessate da questa terribile evento calamitoso. E se non fosse quella la sede si potrebbe pensare o un decreto ad hoc oppure un altro provvedimento d'urgenza. Comunque noi ci stiamo già lavorando, tanto che io già da ieri sono in contatto con gli uffici per preparare un emendamento. In realtà sto seguendo proprio io direttamente come governo il decreto fiscale, essendo stato anche uno degli estensori, quindi potrebbe essere quella direttamente la sede. Abbiamo il termine degli emendamenti già mercoledì, quindi potrebbe essere quello il momento in cui presentiamo l'emendamento anche da parte del relatore o del governo. Certo. Mi faccia capire, sottosegretario, un'idea quale potrebbe essere? La sospensione, la cancellazione? Come si fa in altri provvedimenti, in realtà poi abbiamo approvato in prima stesura il decreto Genova proprio ieri, e poteva essere quella la sede, però ovviamente i tempi erano estremamente stretti, l'ho provato di notte, quindi non c'è stato momento per poter eventualmente inserire un emendamento anche in quel decreto, che forse sarebbe stato anche più appropriato, perché nello stesso decreto Genova c'erano anche altri interventi relativi ad altri eventi calamitosi che sono successi o occorsi nei mesi passati in Italia. Sì. Leggo dato un'altra notizia, onorevole. Intesa San Paolo, visto il perdurare degli straordinari fenomeni atmosferici e l'aggravarsi dei danni subiti nei territori del nord-est, conferma la disponibilità a intervenire finanziariamente con un plafond di 1 miliardo di euro, di cui 270 milioni sono dedicati alle regioni del nord-est, e a sospendere per 12 mesi le rate dei finanziamenti in essere presso le famiglie e le imprese delle aree geografiche interessate. Lo annuncia una nota dell'istituto bancario, precisando che le richieste... Sì, anche questo direi è un'iniziativa lodevole. Consideriamo che con l'assorbimento di varie banche anche nel territorio veneto, per cui Popolare Vicentina e Veneto Banche, ovviamente questi sportelli sono diventati tutti quanti Intesa, e quindi è anche una banca che ormai ha un certo radicamento territoriale. Onorevole, l'ultima cosa che le chiedo, visto che appunto lei è uomo dei conti, qua si parla di 1 miliardo di danni, quello che sarà poi lo vedremo, lo cercheremo di capire, però sarà necessario ovviamente anche con l'attivazione dello stato di crisi da parte del governatore Zaia poi intervenire da parte del governo, quindi bisognerà reperire questi fondi. Sì, il momento ovviamente per i fondi, come è noto, penso che tutti quelli che ci ascoltano seguono le dinamiche della manovra, del decreto fiscale, ed è un momento molto delicato soprattutto nei confronti dell'Europa.
però per eventi di questo tipo anche in passato in un modo o nell'altro i fondi si cerca insomma di recuperarli, quindi io penso che o in legge di bilancio o ripeto o decreto fiscale dovremo riuscire a trovare intanto per le fondi per la sospensione delle tasse e poi tutte quelle risorse che serviranno per ristorare chi ha avuto gravi danni e i problemi ovviamente legati ai problemi di carattere territoriali, le frane e il dissesto idrogeologico, che ovviamente quello dovrà essere comunque risolto anche nel breve periodo. Certo, certo. Grazie onorevole, grazie per questo suo intervento. Buonasera, buon lavoro, buon pomeriggio. Allora, dicevamo appunto anche, cercheremo di organizzare tutta una serie di collegamenti telefonici, Nicola Zanetti e Antonio Esposito, Andrea Basso sono a lavoro anche per questo, la redazione dei nostri telegiornali con Francesca Bozza e Daniela Sizia. Vedo intanto che mi contattano gli alpini, ti chiederò poi Nicola di vedere perché ci cercano, se hanno notizie importanti per noi. Adesso ti girerò il numero di telefono mentre aspettiamo appunto di poterci ricollegare con Tiziana e Nicola che stanno andando verso Auronzo. Torno a spiegarvi appunto le condizioni di grande difficoltà. Noi abbiamo fatto il possibile in questi giorni e l'impossibile per potervi garantire un'informazione costante e continua di quel che è l'immagine ed è impressionante di questo terremoto che si è abbattuto sulle montagne della nostra regione e non solo, con la gran paura anche per i fiumi. Dicevo, adesso proseguiamo con la lettura del comunicato che riguarda il Po, ovviamente, quindi altro tema che preoccupa in questi casi. L'AIPO, l'Agenzia interregionale per il fiume, prevede un nuovo innalzamento dei valori nel tratto medio emiliano-lombardo e terminale dell'asta fluviale, con il superamento della soglia 1 che è la criticità ordinaria nelle prossime 24 ore e un possibile superamento della soglia 2 che è la criticità moderata nelle prossime 36 ore nel tratto a valle di Cremona. Quindi diciamo da adesso in poi sorvegliato speciale il Po, quindi anche toccherà ovviamente alla nostra regione. Saluto e ringrazio Riccardo Riccardi, vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia e assessore alla protezione civile, che da giorni è nei posti più colpiti del vicino Friuli in particolar modo. Riccardi oggi ha incontrato Borrelli, giusto? L'incontro con voi è già avvenuto, Borrelli tornerà domani in Veneto nella zona del Bellunese, cosa vi ha detto? Buonasera intanto, niente, insomma, abbiamo fatto una ricognizione di quello che è accaduto, la stima dei danni per il Friuli Venezia Giulia si attesta sui 500 milioni di euro, abbiamo visitato la Valle del But che ha un'interruzione per il collegamento con il passo di Monte Corsacaldi che è avvenuta sulla strada, gli abbiamo raccontato quello che è successo in questi 3 giorni e il Presidente Fedria ha firmato davanti a lui lo stato della richiesta di emergenza nazionale per ottenere procedure e risorse che potranno consentirci di metterci al lavoro per ripristinare le condizioni che c'erano prima di questi 3 giorni. Senta, anche da parte vostra, Riccardi, è arrivato l'appello per le zone colpite per sospendere tasse, mutui e pagamenti per le popolazioni? Sì, adesso noi stiamo facendo un po', abbiamo fatto questa ricognizione, adesso vedremo cosa sarà dentro il provvedimento. Abbiamo annunciato questa cosa, il problema era il calcolo della stima dei danni, adesso su misure sulle quali intervenire. Federica è già in contatto con la Presidenza del Consiglio per questo. Adesso sto per far vedere appunto il video dai colleghi del Messaggero Veneto dell'incontro oggi a Tolmezzo, il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che ha detto il governo farà la sua parte, presenteremo l'istruttoria per lo stato di emergenza, sarà chiesto un contributo all'Unione Europea, ha detto così Riccardi? Sì, ha detto così. Senta, possiamo fare una panoramica molto veloce, ci può dire Assessore lei quali sono le zone più colpite? Abbiamo detto più volte la Valcellina,
Le zone più colpite sono le 4 valli, quella del Cellina, del Degano, del Tagliamento e del But, dove si sono interrotte delle viabilità che ad oggi sono tutte praticamente ripristinate, tranne questa condizione della valle del But, dove c'è oggettivamente un varco che ci vorrà del tempo prima di essere pristinato, però c'è un bypass alternativo che consente comunque l'utilizzo di quella strada. Siamo sotto le 1500 utenze scollegate, eravamo partiti da 26.000, sull'acqua insomma siamo abbastanza bene, è ancora interrotto il collegamento sulla Mauria in maniera precauzionale sulla 52, perché adesso c'è un problema proprio di rischio frane, quindi stiamo gestendo con molta prudenza queste cose. Poi abbiamo avuto delle esondazioni nel basso Pordenonese a causa del bacino Cellina Meduna, siamo riusciti a gestire la confraternita, quindi però qualche disagio, qualche esondazione c'è stata, più adesso stiamo calcolando quello che è successo sulla costa, perché oltre al migliaio di millimetri che sono caduti, poi l'altro effetto che ha generato i problemi sono state le forti raffiche di vento che erano sotto i 200 km/h. Certo. E qui poi adesso dovremmo calcolare quello che noi riteniamo possa essere il danno più consistente, che è quello del patrimonio boschivo, e ci sono interi boschi proprio abbattuti che sono stati abbattuti dalle raffiche di vento. Certo. Grazie al vicepresidente Riccardo Riccardi, grazie e buon lavoro. A voi, grazie. Grazie, vicepresidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, avete capito anche lì qual è la situazione. Immaginate, se parliamo di 500 milioni di euro nel vicino Friuli-Venezia Giulia per quanto riguarda i danni, una stima che sono riusciti già a tracciare in qualche maniera, potete pensare cosa significa invece per il Veneto, dove con la stessa violenza è stato colpito un territorio vastissimo. Alcune aree del paese, in particolare Liguria e Veneto, a causa del maltempo stanno vivendo ore drammatiche, lo annuncia il vice ministro all'economia Laura Castelli, stanno vivendo ore drammatiche con centinaia di famiglie e aziende in grandi difficoltà, intere zone letteralmente devastate. Queste sono le sue parole. La sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura prioritaria che deve essere accompagnata da un sostegno finanziario per rimettere in piedi la rete dei servizi e delle infrastrutture. Così Laura Castelli, vice ministro all'economia. Abbiamo sentito poco fa anche il sottosegretario all'economia Massimo Bitonci, espressione appunto di questi territori. Volevo far vedere e sentire che cosa ha detto oggi Nicola, cosa ha detto Luigi Di Maio invece attraverso un post, cioè un suo comunicato, un suo scritto attraverso Facebook, ed è importante anche questa considerazione per la vicinanza del governo e del vice premier in particolar modo. Sapete anche Zaia si è sentito più volte con Matteo Salvini in questi giorni. Vediamo Di Maio. Voglio mandare un grande saluto e un grande abbraccio a due zone dell'Italia, quelle colpite dal dissesto idrogeologico e dalle alluvioni di queste ore. Vi sono vicino, ieri ho sentito Federico D'Inca per Belluno e gli ho detto che presto andrò lì, adesso non voglio andare a intralciare le operazioni, però ci andremo con la Protezione Civile Nazionale che già è al lavoro, faremo tutte le stime dei danni ed è chiaro che Veneto, Liguria, ma anche tante parti del centro Italia, quelle del sud Italia già colpite che ho visitato sabato scorso come la Sicilia, se chiederanno e stanno chiedendo lo stato d'emergenza, dovranno avere lo stato d'emergenza. Facciamo la stima dei danni e devono riavere indietro il maltolto, quello che gli è stato tolto in questo momento da calamità naturali, è vero, ma anche da anni di incuria e di mancanza di investimenti. Allora, vediamo se appunto è ufficiale poi l'attivazione dell'SMS solidale, lo cerchiamo in una verifica dal web per vedere appunto se il governatore Zaia ha uno sviluppo in tal senso. Vi abbiamo detto che appunto questa è l'intenzione, anche perché sia semplice per tutti intervenire a sostegno della nostra regione, delle popolazioni colpite.
esatto, un apposito numero solidale, dice Luca Zaia, per l'invio di sms da telefonia mobile per le telefonate della rete fissa. Vi diciamo appunto, e lo abbiamo raccontato, che sono ancora 13.000 dalle 122.000 e forse anche di più di utenze staccate nei giorni scorsi. Ora si è scesi a 13.000, certo è un bel passo, ma sono persone che da 4-5 giorni sono senza luce, il che significa sempre anche senza riscaldamento, ce lo dobbiamo ricordare, lo diceva poco fa anche Tiziana Bolognani, come siano costretti a raggiungere le postazioni della protezione civile, i mezzi della protezione civile, perché lì possano ricaricare per qualche minuto il telefonino, ma fa molto freddo. Anche i colleghi che hanno raggiunto quei posti, che hanno documentato la preoccupazione dei tanti residenti. L'autorità di regolazione per l'energia e reti ambiente prevede l'erogazione di indennizi automatici per i quali quindi non è necessario che venga presentata alcuna richiesta direttamente nella bolletta elettrica. Lo ricorda Enel a tutte le famiglie che hanno subito interruzioni prolungate del servizio elettrico legate al maltempo, accogliendo pienamente gli appelli del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Enel fa sapere di essere in contatto con le istituzioni centrali e con ARERA per la sospensione delle fatturazioni ai clienti nelle aree del Triveneto devastate dalla calamità naturale. Anche questo è importante. Vedo Tiziana, subito da te Tiziana. Sì Ferdinando, allora siamo arrivati ad Auronzo di Cadore, questo è proprio l'ingresso del paese, del comune, che è ben riconoscibile dall'inizio del lago di Auronzo, l'inizio della diga. Ci siamo fermati perché ci sono, come vi dicevo prima, i mezzi dell'esercito sul torrente, che stanno lavorando sul torrente di Ebba, che è naturalmente tracimato e ha portato melma all'interno del fango. Se vedete alle mie spalle ci sono i mezzi dell'esercito, ci sono 3 camion e nel letto del torrente c'è una ruspa che sta sghiaiando, che sta levando il materiale. Noi vediamo moltissimo fango, moltissimo legname che naturalmente, se non viene tolto, rischia di ostruire con i danni che evidentemente, con i pericoli, con i rischi che evidentemente si possono ben immaginare. C'è una persona che sta guardando, che sta controllando, è venuta a vedere che cosa sta accadendo qui vicino al torrente. È una persona anziana, sicuramente avrà la memoria storica e sicuramente ci può raccontare. Intanto è la prima volta che lei vede una cosa del genere? Mi immagino di no, perché è la prima volta. La prima volta. Ci dice qual è il sentimento che lei prova? Il sentimento che io provo, ringrazio tutti quelli che collaborano, perché abbiamo bisogno di collaborazione, perché sennò siamo in una brutta situazione. In un mare di guai, perché ricordiamo che Auronzo è stata isolata con la corrente, anche con l'acqua, fino proprio a ieri, e ieri quasi la quasi totalità delle utenze sono state raggiunte finalmente dalla corrente elettrica, ma siccome continuano gli smottamenti e quindi la corrente elettrica arriva a singhiozzo, e quindi le difficoltà anche per voi a casa sono enormi. Certo, perché per me, io sono solo, ma come mio figlio che ha famiglia ha bisogno di fare lezioni, i ragazzi, e sono tanti problemi crea subito. Senta, ma lei mi fa tenerezza perché dice io sono solo e posso arrangiarmi, ma si arrangia davvero, ce la fa da solo? Bisogna farla, quando si è vero bisogna arrangiarsi cara. Senta, lei ha visto che ci sono altre situazioni di grande difficoltà, perché anche qui c'è stato il vento, abbiamo visto arrivando gli alberi. Gli alberi anche coperti, è stata una cosa disastrosa abbastanza. Credo che il racconto e lo sguardo, ci dice come si chiama? Ciriaco. Il signor Ciriaco, stoico, quanti anni ha? 84, quasi 85. Complimenti. Grazie. 84 anni, quasi 85, vive da solo, vedovo, se la sta facendo da sola, si sta arrangiando da solo? Mio figlio sopra, ma insomma
più mi arrangio da solo più contento sono. Bene, è davvero da grande montanaro, come naturalmente tutti i montanari in provincia di Belluno che sono sempre stati abituati magari a lavorare a testa bassa, in silenzio, senza nulla chiedere. Stavolta però si sta chiedendo giustamente, a giusta ragione. Di nuovo ringrazio tutti perché siete bravi e anche la protezione civile, i vigili del fuoco, tutti si sono dati da fare al massimo. Ecco, perché effettivamente ve l'abbiamo detto, una grandissima gara di solidarietà, è stato anche complicato arrivare qui ad Auronzo fino a pochi giorni fa, la strada era interrotta, c'erano gli alberi in mezzo alla strada e alberi che vi abbiamo fatto vedere prima, non alberelli, non pezzi di rami travolti dal vento, ma veri e propri versanti della montagna con i pini, con gli abeti che sono stati letteralmente sradicati, rasi al suolo e sono precipitati, hanno ostruito la carreggiata creando delle montagne come quella che avete fatto vedere giustamente da Levina al Longo, dove è stato creato un varco per il passaggio dei mezzi di soccorso per togliere dall'isolamento località che già ho avuto modo di dirvi sono isolate di per sé. Ricomincia a piovere in maniera molto insistente, molto forte il dramma, quindi diciamo così che continua l'emergenza, l'allerta rossa era stata data fino alle 14 di questo pomeriggio e invece purtroppo ai noi continua e questo non è sicuramente non è un buon momento perché evidentemente il tempo, queste condizioni meteo con le nubi anche particolarmente basso vincolano se non limitano l'intervento degli elicotteri. Verso Belluno la situazione è migliore perché le nubi sono un po' più alte, qui invece credo che una cinquantina di metri più in su praticamente non si vede più niente, quindi immaginate se gli elicotteri, esatto, tra un po' viene buio e quindi è finita un'altra giornata, la quinta di emergenza in provincia di Belluno, di questa emergenza infinita, di questo flagello che bisogna affrontare. Ho sentito il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Di Maio nell'intervista che avete appena mandato, si farà vivo in provincia di Belluno per toccare con mano, perché bisogna venire a vedere i racconti, noi stiamo cercando di farvelo vedere con le immagini, ma i racconti alle volte ancora possono risultare per certi versi insufficienti e la nostra potrebbe sembrare un'esagerazione. Vi garantisco, vi assicuro che la provincia di Belluno, ve lo dirò, ve lo ripeterò sovente durante questi collegamenti, non è più la stessa, non è più quella di domenica scorsa quando c'era stata l'allerta, qualcuno addirittura aveva sbeffeggiato questa allerta e questo messo in stato di allerta dei soccorsi, dei soccorritori, già una creazione dei COC, l'allertamento dei soccorsi, sembrava che fosse un'esagerazione, così come qualcuno aveva preso per un'esagerazione la chiusura delle scuole, degli uffici pubblici, insomma c'era stato, come dire, una sottostima di quello che invece realmente i radar del centro meteo di Arabba avevano dimostrato con tutta la sua gravità. Quell'occhio del ciclone di colore viola che normalmente si vede, si verifica durante i periodi estivi, che significano delle burrasche, dei temporali magari sì violenti di un'ora, magari anche due, ecco invece quello si è fermato e da noi effettivamente ha avuto un effetto devastante. Ferdinando. Grazie Tiziana. Anzi, no, sentiamo. Ancora sindaca, c'è data da fare. Adesso andiamo a vedere. Bene, grazie. Arrivederla, grazie a voi. Grazie. Ecco, vedete, c'è il ringraziamento. Ecco, aspetta perché c'è Nicola che lo aiuta questo signore, ve l'abbiamo detto, 85enne, che è venuto, ci ha testimoniato la sua esperienza, vive da solo, come tanti anziani in montagna, vive da solo e però ha anche avuto modo di confessarci, di dirci, di raccontarci che questa è la prima volta in tutta la sua vita che ha occasione, modo di vedere una devastazione del genere, una tale devastazione. Ferdinando. Grazie Tiziana, torniamo da voi tra poco, appena tu ci farai sapere dove vi spostate, guardiamo ancora
del signore appena intervistato, 85 anni, ha fatto tutto da solo fino ad adesso e ora, come vedete, rientra, immaginiamo, nella sua casa per continuare il lavoro di queste ore. Guardatelo mentre attraversa il ponte e lo pensiamo immaginare a tutto quello che ha vissuto e visto con i suoi occhi in queste giornate pesantissime per tutti noi. Chiamiamo al telefono, fatemi sapere, Nick. Dica, onorevole, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Grazie a Federico D'Inca. Onorevole del Movimento 5 Stelle, oggi il Vice Premier l'ha citata, onorevole, perché in questo videomessaggio Facebook che ha affidato alle popolazioni colpite del nostro Paese, in particolarmente al Veneto, ha detto che sarà in questi luoghi nei prossimi giorni. È il suo bellunese, D'Inca, cosa dice? Il mio bellunese è in ginocchio, e ve lo dico in maniera molto aperta, con il cuore in gola, è pieno di tristezza perché veramente vi sono delle situazioni gravissime, soprattutto nell'Alto Gordino e poi nel Comedico, ma chiaramente poi i tetti scoperchiati sono ovunque. Io penso che sono centinaia e centinaia di tetti scoperchiati delle case con persone che in queste ore sotto la pioggia stanno cercando di salvare i propri averi dentro, le proprie case, che è il bene principale che noi tutti abbiamo. Poi vi do anche alcuni numeri. Ha piovuto per 700 millilitri, cioè vuol dire che ha piovuto per 70 centimetri al massimo per metro quadro, con una media di 500 millilitri, quindi 50 centimetri di acqua ovunque nel Bellunese. I venti sono soffiati quasi a 200 km all'ora. Mai si era visto in questa stagione, anche con delle sciroccate nel passato, dei venti così forti che hanno abbattuto decine di migliaia di alberi. Voi non avete idea, io sono stato qui ad Arapa mercoledì, qui tra i primi che sono giunti nella parte più alta del nostro territorio. Oggi ero in Comedico, ci sono alberi abbattuti ovunque, io non so nemmeno quando riusciremo a recuperarli tutti. E soltanto nel Comedico parlano di 600.000-700.000 metri cubi di legno. Sono numeri pazzeschi che mai si erano visti nella storia del nostro paese. Allora, tutto questo io devo dire grazie alla macchina del volontariato. Io l'ho seguita da vicino, io non sono andato in Parlamento questa settimana perché secondo me era esattamente la domanda che le volevo fare, onorevole, era esattamente la domanda che le volevo fare. Io immaginavo non si fosse spostato insomma da quelle zone. Assolutamente, io ho fatto il centro di coordinamento soccorsi a Belluno e devo ringraziare il prefetto Splonito per l'ottimo lavoro fatto. Alcune volte diciamo che i prefetti non ci devono più essere, insomma, in certe emergenze fortuna che ci sono, fortuna che possono anche decidere cose molto importanti. Allora, ho visto volontari, ho visto protezione civile, ho visto carabinieri, ho visto i vigili del fuoco, ho visto persone normali che sono messe a disposizione, gente che ha fatto le notti in bianco pur di essere presenti e dare una mano. Ma ripeto, l'acqua insieme al vento hanno avuto una forza distruttiva che mai si era vista nella storia del Bellunese. Se non prendiamo in considerazione il 66, ma chiaramente quella è l'alluvione perfetta, perché prima aveva fatto la neve e poi l'acqua. In questo caso i venti fortissimi di scirocco hanno abbattuto alberi e distrutto case. Allora in questo momento bisogna essere uniti. Allora ecco perché también ha fatto un incontro ai parlamentari bellunesi, che sono 6 parlamentari insieme al prefetto, per fare il punto della situazione. E chiaramente abbiamo bisogno, e questo il governo è assolutamente vicino, perché io ero in contatto con 4 sottosegretari del Ministero degli Interni e poi ero in contatto diretto con Davide Crippo, sottosegretario al MISE per la parte dell'energia, e poi ero in contatto con la Presidente del Consiglio, con il sottosegretario Vito Crini. Ebbene, in questa regione poi chiaramente tutte quante le considerazioni e la situazione erano date a Luigi Di Maio, che è stato vicino alla situazione, e anche al Presidente della Camera Roberto Fico, che erano informati passo passo di tutto. Devo dire che l'attenzione sul Bellunese e sul Veneto da parte di questo governo è massima. Ricordo a tutti che abbiamo ancora delle frazioni, ma permette che dei comuni senza energia elettrica di Vinalongo, capitolo, e non so dirvi quando riusciremo a poter portare l'energia elettrica. Quando manca l'energia elettrica, lo ricordo tutti, in tantissime zone del Bellunese è mancata per 48-72 ore, vuol dire che manca
Il cellulare, non ho informazioni, non è internet, non è Facebook e non siamo più abituati, signori miei. La seconda cosa, manca la possibilità di accendere le caldaie. Esatto. Perché senza l'energia elettrica non puoi accendere nulla, quindi non hai il riscaldamento, a parte che tu non abbia delle stufe. E poi di conseguenza anche in molte frazioni mancavano le pompe per poter portare l'acqua. Quindi mancava l'acqua, mancava il riscaldamento, mancava l'energia elettrica, siamo ritornati indietro all'800. Allora veramente va fatta in maniera corretta, senza avere paura e timori, perché adesso siamo vicini a tutte quante le famiglie delle 3 vittime del Bellunese, che sono state al punto che ha visto perdersi un loro caro in queste giornate. Ma dobbiamo essere capaci in futuro di poter prevenire. Una delle problematiche principali del nostro paese è il dissesto idrogeologico. Punto. Allora, signori miei, bisogna che ci lavoriamo con tanta intelligenza, avendo delle strutture di emergenza, perché poi si tende a dimenticare tutto. Si tende dopo 3 mesi a dire vabbè, comunque dai, tutto bene. Invece no, signori miei, il torrentello che sembra che abbia un filo d'acqua si può trasformare in un mostro. Sì, e l'abbiamo visto bene. Senta, onorevole, la interrompo. Solo pochi istanti. Solo un secondo ancora. No, ma torno da lei, ma ho una notizia, onorevole, importante, perché è stato attivato il conto corrente per aiutare i veneti, quindi adesso noi lo prepariamo in grafica, siccome molti ce lo chiedono anche attraverso i social, solo qualche istante. Dunque, per fronteggiare le devastazioni provocate dall'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto e creare disponibilità finanziaria da utilizzare in aiuto alle popolazioni colpite, la Regione, oltre ai vari passi formali per ottenere sostegni pubblici nazionali, fa appello anche alla solidarietà degli italiani e dei veneti. Dopo l'avvio delle procedure per l'attivazione di un SMS solidale, con la richiesta formale inviata da Zaia al capo della protezione civile, la Regione ha anche attivato un conto corrente, prendete carta e penna, dove chi vorrà potrà versare un proprio contributo. Spero, dice Zaia, che questo conto corrente possa avere la diffusione più ampia possibile e che come sempre possa trovare riscontro nella grande generosità della gente. Da parte mia, aggiunge il governatore, un solo impegno e una garanzia: ogni centesimo che verrà versato andrà destinato solo ed esclusivamente per aiutare le persone in difficoltà. Sappiamo, no, contro ogni dietrologia degli scettici. Allora, il conto corrente è attivato presso la banca Unicredit SPA, tesoriere regionale, ed è denominato, scrivete, Regione Veneto, Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018. Il codice IBAN, stiamo preparando la grafica ma lo ripeteremo, è IT come Italia ovviamente 75C 020 08 020 17 000 1054 2360, la causale Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018. Lo ripetiamo tra poco, ma è una notizia ed è molto importante, onorevole. Cominciamo a raccogliere soldi che vadano solo ed esclusivamente, come è ovvio in questo caso, alle popolazioni in difficoltà. Onorevole, a lei ancora. Solo per dirvi questo, che la problematica che voi avete visto di difficoltà sul territorio bellunese poi diventa una difficoltà per tutto il Veneto, perché quando noi abbiamo in uscita a Busche 2700-2800 metri cubi al secondo, sì. Quando sul Ponte Massa abbiamo 17 metri di acqua, se voi forse non sapete dove è il Ponte Massa, ma dove c'è quell'immagine di quella casa distrutta, sì, ricordiamo bene, 17 metri di acqua dove normalmente ce ne sono 50 centimetri, e quando, ripeto una volta, quando c'è l'allarme a 1000 metri cubi di passaggio al secondo sotto il Ponte di Busche, vuol dire che è veramente un momento in più, magari avere 3.200 metri cubi che va sotto il Veneto. Cioè tutta la parte dei nostri alti sono calcolati ad alluvione del 66, ma non è detto che in un momento di difficoltà si superano anche alcuni limiti. Si fa l'esploramento sulle dighe, perché fortunatamente erano abbastanza vuote di invasi e praticamente resistito. Santa Croce era abbastanza vuota e quindi ha potuto recuperare 50 milioni di metri cubi. Dico semplicemente che il dissesto idrogeologico, quello che parte in montagna, ve lo trovate in pianura. Esatto, onorevole, scusi, stiamo vedendo, onorevole, quella foto a cui faceva riferimento lei poco fa, è una di quelle più sconvolgenti di questi giorni, no? Mas è proprio il ponte, la parte dove è crollata l'edificio. Lei dice qui
c'erano 17 metri d'acqua contro i 50 centimetri normali di solito? Quando normalmente, fino all'altro giorno, se non erano 50-60 centimetri. Cioè, e invece scorrevano 17 metri. 17 perché il ponte, l'arcata del ponte fa 14 e poi veniva sopra, cioè, quindi parliamo di cose mai viste prima. È chiaro che su un ponte tende poi a finirci l'acqua e poi viene per sopra, però abbiamo avuto sul Cordevole una quantità di acqua eccezionale in tutto, nella parte di Agordo dove c'era l'Ussottica, che tra l'altro fortunatamente l'insieme delle opere fatte nel 66 ha tenuto, in quella zona ha fatto 540 mm di acqua, sono 54 cm di acqua in 4 giorni, 54, cioè io non ho, cioè se era neve erano 5,4 metri di neve. Ah sì. Cioè abbiamo avuto delle quantità pazzesche. Ricordiamoci tutti quanti di questa cosa qua, e mi raccomando, io ringrazio perché ci sia questo numero verde e che si possa lavorare insieme, però io mi raccomando a tutti quanti i parlamentari veneti, noi abbiamo fatto un incontro come parlamentari bellunesi uniti, senza colori politici, e mi auguro che ci sia nelle prossime settimane l'unità di tutte le rappresentanze politiche del Veneto per aiutare in difficoltà, che siano qualsiasi difficoltà, che sia la golena di Maserata del Piave, che sia la problematica, ma soprattutto della montagna bellunese, perché altrimenti la gente non vuole più vivere quel territorio là. Onorevole, un ultimo flash, intanto stiamo vedendo il conto corrente, no? Dal post Facebook di Luca Zairi pochi istanti fa, il Veneto in ginocchio, eccolo qua il conto corrente intestato alla Regione del Veneto, e questo è l'Iban, la causale, leggete tutto, dopodiché ora prepariamo la nostra grafica per mostrarvelo in continuazione. Questa è la possibilità che avete, che a tutti, diffondetelo attraverso i social in modo che tutta Italia e non solo possa aiutare il nostro territorio. Poi vi racconteremo una storia che riguarda Alleghe tra poco. Senta, onorevole, mi diceva Vivi Tonci poco fa, ci diceva che appunto già mercoledì prossimo potrebbe inserirsi nel decreto fiscale allo studio a Roma, ci aiuterà lei a capire cosa si può fare, insomma, per aiutare a sospendere subito pagamenti di tasse, mutui e quant'altro, insomma, per le aree e per le famiglie colpite. Ovviamente il suo impegno sarà in tal senso, no? Immagino. Ma questo è una cosa normale, si fa in tutte queste situazioni, signori. La nostra ricerca deve essere fatta perché vengono aggiunti altri fondi, leggi di bilancio, che possono, diciamo, andare a poter aiutare le persone che hanno perso il tetto della casa, così come il comune che ha rotto l'acquedotto, che ha perso la problematica, per cui dobbiamo lavorare tutti quanti insieme, perché già nel di bilancio si possa operare per questa che è un'alluvione terribile. Va bene che ha colpito non soltanto il Bellunese, anche il Trentino è stato colpito in maniera pesante, anche il Friuli, anche chiaramente Rapallo, Portofino, compagnia cantante, va bene, e senza andare a parlare poi di yacht, di non yacht, che a me non interessa nulla. Anche a noi non interessa molto di yacht, però insomma anche quello è un problema, punto. Certo, sì è vero. Punto e basta. Dopodiché abbiamo, io vi dico che subito, che noi bellunesi, che noi veneti, noi bellunesi, come sempre ci tiriamo sulle maniche, si prende una palla in mano, si va sul territorio, si sta con i sindaci, si sta con le persone, e per cui noi supereremo anche in questo momento. Io chiedo anche ai veneti in maniera così, l'ha chiesto anche penso al Presidente Zaia, guardate, noi ci rialzeremo, riapriremo le piste da sci, ritorneranno i nostri bellissimi alberghi, venite nella stagione invernale a vivere del Bellunese, perché è il modo migliore per poter aiutare il territorio. Esattamente quello, onorevole Di Cacca, le volevo chiedere adesso, cioè secondo lei, siccome è importante, c'è un appello da più parti, aiutiamo la montagna, aiutiamo i territori del Veneto colpiti, aiutiamo la nostra montagna, secondo lei riusciamo a prepararci per la stagione che di fatto sta per cominciare? Mancano poche settimane, anche lei diceva ci vorranno forse mesi per rimuovere quelle migliaia e migliaia di alberi per esempio, quindi c'è un appello forte perché sia pronta la stagione. Ma guardate, gli alberi sarà un lavoro lungo che lo faremo con il tempo, le piste saranno pronte, gli alberghi saranno a posto e la viabilità sarà a posto. È chiaro che il governo fa la sua parte, mi auguro che tutti quanti abbiano amore per il territorio veneto, siamo in 5 milioni che abitiamo in questo bellissimo Veneto, in tanti fanno vacanze, si muovono sul territorio veneto, io mi auguro che uno non abbiate timori, ci rimetteremo in piedi, dall'altro l'aiuto più grande che potete fare ai vostri conterranei, visto che c'è questa grande sensibilità
nei confronti dell'autonomia del Veneto, della capacità veneta. Siamo tutti quanti veneti, a partire da Roccapetore, di Vinalongo, con Medico Superiore, fino ad arrivare giù a Rovigo, fin giù a Chioggia. Ecco, in tutta questa linea qua in mezzo siamo tutti quanti veneti. Se riusciamo ad aiutarci internamente e a pensare di vivere la bellezza della nostra montagna, senza piangerci sopra nulla e senza chiedere dell'elemosina a nessuno, noi ne veniamo fuori. I diritti ci devono essere, il legge di bilancio deve essere un aiuto, e dall'altro punto di vista esternamente poi bisogna lavorare perché appunto vi sia quell'economia locale che aiuta a superare qualsiasi crisi. Grazie, grazie onorevole Federico D'Inca, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Buon lavoro, un abbraccio grande a tutto il bellunese, come stiamo facendo con il nostro lavoro ormai da giorni, dirette ininterrotte delle televisioni del nostro gruppo, oggi ancora con i collegamenti con la montagna. Tra poco torniamo da Tiziana Bolognani, Nicola Marcato. Aiutiamo la montagna, non solo dove nevica firmato, come direbbe il noto scrittore della nostra montagna. Quindi facciamo, Mauro Corona, facciamo un punto della situazione con quello che è lo sviluppo dell'ultimo minuto più importante, e ti chiedo, questi cosa sono i danni zona Piave? Mi confermi? Grazie Tony. Immagini girate dai nostri colleghi ancora questa mattina, quindi vedete gli effetti di che cosa è stata l'esondazione dell'area golenale ovviamente, e quindi i danni. Questo credo che sia Ponte di Piave, se vado bene a memoria, ma ti chiederei Tony di far vedere ancora appena possibile il numero del conto corrente, perché adesso stiamo preparando la nostra grafica, ma sfruttiamo il post di Luca Zaia pubblicato davvero pochi istanti fa. Guardate che immagini, a che livello è arrivata l'acqua. Conto corrente testato alla Regione Veneto, l'Iban è IT75C di Cane 020 08 02 017 000 10 544 2360 ed è intestato, la causale deve essere Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018. Ve lo ricordo ancora, IT75C 0200 8 02017 000 10 544 2360. Fate una donazione, aspettiamo ovviamente anche l'intervento, se ci sarà, come richiesto dal governatore Luca Zaia, di un numero di SMS per essere più immediati anche nel sostegno e nell'aiuto delle popolazioni colpite. Continuiamo a vedere queste immagini, la bilancia, vedete, guardate il livello, è più di 1,5 metri credo, beh, l'umidità inevitabilmente che ha raggiunto anche il soffitto ormai in queste ore, quindi figuratevi, andiamo anche verso la stagione fredda e quindi asciugare, risistemare queste case bisognerà. Per farlo bisognerà attendere mesi. Il fango sulla porta, ancora anche per terra, si cammina da giorni con stivaloni, salopette, così come abbiamo visto fare a Venezia per esempio con l'acqua alta, sino agli scaffali più alti di questa credenza, con tutto da buttare. Ed eccolo qua, all'esterno dell'abitazione. Questo è quel che resta del mobilio rovinato, inevitabilmente invecchiato, distrutto e gonfiato dall'acqua del Piave. Qui siamo, vi ricordo ancora una volta, a Ponte di Piave, che ha portato, Piave il grande fiume, ha portato il fango all'interno delle abitazioni, tutto da buttare, anche i ricordi. C'è lo stesso Zaia, ricorderete, nei giorni scorsi ha detto che ci vuole un grande piano per svuotare le golene, cioè portare via le persone e le abitazioni dalle aree golenali che sono fatte, pensate, ormai perché vengano allagate, succede naturalmente, ma perché vengano allagate nei momenti di grande difficoltà come quelli vissuti in questi giorni. Quindi lì case non ce ne devono più essere, anche perché sia più facile il drenaggio, sia più facile il riempimento di quelle aree dove non ci devono essere alberi, così come nei letti dei fiumi. Inutile che facciamo nascere comitati in continuazione quando poi vediamo gli effetti di quello che porta un allagamento e un diluvio universale come quello di questi giorni. A Ponte di Piave 80 centimetri d'acqua al secondo piano, in alcune abitazioni golenali non potranno più rientrare, 80 centimetri d'acqua al secondo piano.
piano delle abitazioni, ma l'abbiamo vista nei giorni scorsi, nei tanti video che i nostri telespettatori ci hanno inoltrato anche alla pagina Facebook di Antena 3, che insieme mostravamo in diretta per avere una cronaca continua degli effetti di questo maltempo. Tra poco prepareremo dunque la grafica del conto e del numero IBAN perché possiate ricordare e attivare insieme la solidarietà. Queste sono le montagne della nostra regione, dove vi ricordo ancora una volta, è come se una mano gigantesca avesse schiacciato accarezzandola questi pendii. È impressionante come centinaia di migliaia di alberi siano stati sradicati e scaraventati al suolo. Alcuni, forse qualcuno di voi avrà visto anche quell'abete incastrato tra i fili dell'energia elettrica. Adesso cercheremo anche di recuperare quella foto, che è impressionante, proprio condivisa dall'assessore Bottacin, con un post tranchant in cui ha detto non serve nient'altro, immagino, e mostrando quella fotografia ovviamente si è ben inteso di che cosa sia stata la potenza di quel vento a quasi 200 km all'ora. Sono tantissimi video condivisi in queste ore. Eccolo qua, l'ho trovato. Giampaolo Bottacin ha mostrato questa fotografia attraverso i social, una di quelle che maggiormente fa il giro del web. Guardate, non c'è niente sotto, cioè è un vuoto, e quindi l'albero sradicato è finito là sopra, come se si stesse per addobbare un bellissimo albero di Natale, ma purtroppo è un'immagine che chiarisce molto più di tante spiegazioni che cosa sia stata la violenza del vento in queste giornate. Possiamo sentire il senatore Vallardi? Qui ancora le immagini, Rocca Pietro. Vi ricordo cosa significano queste immagini, quando l'assessore Bottacin proprio ci spiegava che lì sotto, eccola lì, quella era una casa, no, adesso non è più in queste immagini, ma guardate che altezza ha raggiunto, almeno 1,80 m, immaginiamo la massa di detriti che è stata già rimossa per liberare le strade. E insieme al signore di Rocca Pietro, che è quello di spalle davanti a Zaia che vedete, è l'uomo che, ricordava Bottacin, gira con una radio perché i telefonini non funzionano. Se vuole riuscire a mandare un messaggio deve scendere 20 km verso la valle per poter avere un po' di linea telefonica e contattare ulteriormente i soccorsi. Dopo vi racconteremo quella vicenda, quella storia di Alleghe. Chi abbiamo al telefono? Mi fai capire, Nick? Ok, sentiamo il senatore Vallardi della Lega ancora sulla sospensione di tasse e mutui, vediamo. Io credo che il buon senso che ha dimostrato questo governo fino ad oggi ci porterà in questa direzione. Dispiace per una situazione come questa, che tra l'altro non è neanche passata del tutto. In queste ore stiamo vivendo appunto questa nuova emergenza che va a colpire chi già ha avuto quasi una settimana ormai di disagi, perché ricordiamo sono stati colpiti i piloni dell'alta tensione, quindi per ricostruire tutta quanta la linea elettrica ci vuole più di quello che era stato ipotizzato inizialmente. Un territorio fortemente colpito da un evento che si dice molto ciclico nei tempi di ritorno, non se ne aveva notizia da circa 100 anni e speriamo che ne passino molti di più prima che ritorni. L'attenzione sicuramente credo che dal punto di vista di chi è intervenuto, dei volontari e non solo, della protezione civile, della regione e tutto il sistema del primo intervento ha funzionato benissimo, fortissimo come intensità, perché alcuni luoghi sono stati raggiunti oggi e tra ieri e oggi, quindi da questo si capisce la portata dell'evento. Ci sono già stati da parte ad esempio di Ascopiave, ma non solo di Ascopiave, degli interventi a supporto delle difficoltà di queste popolazioni, non facendo pagare la bolletta. Anche l'Enel oggi è intervenuta dicendo che non farà pagare energia elettrica finché la soluzione non ritorna alla normalità. Chiaro che da parte del governo servono investimenti soprattutto dal punto di vista della viabilità, a tutela del territorio, che abbiamo visto troppe frane. Questo sta a significare che il territorio è fragile. Servono anche degli interventi secondo me strutturali.
di largo respiro, perché questo sta a significare forse anche che la montagna un attimino è stata trascurata negli scorsi anni. Ecco, quando si avrà una risposta invece ufficiale del governo per sapere sulla sospensione delle tasse? Ma i tempi tecnici, io credo che nel giro di una quindicina di giorni, sembra che in via informale già sia espresso, no? Che sicuramente questi territori non verranno abbandonati, e questo ha sicuramente un valore molto profondo da parte di chi comunque ha sempre dimostrato di essere di parola, e questo governo non è stato fino a questo momento. Torniamo in diretta, anche perché abbiamo il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Sindaco, buonasera, grazie per essere con noi, buon pomeriggio, quello che è. Buon pomeriggio, buonasera a voi. Buonasera. Ecco, allora, senta, uno dei più presenti ovviamente in questa ore di emergenza, e che più ci ha aiutato anche a raccontare quel che succede. Massaro, prendo dalla sua pagina Facebook, lei parla del aiuti per l'ospitalità, diciamo, ma soprattutto di un servizio antisciacallaggio che è stato attivato dalla prefettura? Sì, certo, perché ci siamo accordati con la prefettura che qualora alcune persone dovessero lasciare le case, o alcune l'hanno già fatto, la questura avrà una particolare attenzione sostanzialmente per queste abitazioni, per evitare ovviamente che ci sia qualche appunto sciacallo, qualche ladro, e quindi per adesso non registriamo nessun caso di questo genere, però a scanso di equivoci abbiamo ovviamente attivato questo servizio grazie alla prefettura, che devo dire molto attiva in questa grossa emergenza che abbiamo avuto. Poi dice tutta l'acqua del comune di Belluno è tornata potabile? Sì, questo è una specie di miracolo, no? Nel senso che intanto il primo miracolo è stato che adesso quasi tutti hanno l'acqua, ci sono ancora 350 persone circa che non ce l'hanno, ma la gran parte delle persone hanno adesso l'acqua, e che l'acqua che noi adesso eroghiamo è potabile, salvo il fatto che alcune volte è un po' torbida, e allora in questi casi quando è torbida ovviamente diamo indicazione che a scopo cautelativo insomma non venga utilizzata quella in bottiglia. Quello che in verità è più drammatico sono le zone un po' più alte della provincia, dove ci sono migliaia e migliaia di persone che non hanno né luce né acqua ormai da 5 giorni, 6 giorni praticamente. Molti di questi non sono ancora stati raggiunti, tra l'altro, per cui oggi abbiamo ricevuto anche noi alcune chiamate un po' disperate di gente che non si sa come abbia fatto a prendere la linea, eccetera, che alla fine diceva: noi abbiamo fame e 2 giorni che non mangiamo. Sono ancora lì, nessuno è riuscito a raggiungere queste persone, e quindi insomma la situazione è piuttosto grave. Mi sembra che la situazione sia molto più grave di come viene percepita esternamente, in verità, perché arrivare ad avere gente che ha fame, che non mangia da 2 giorni, credo che nel 2018 sia una cosa abbastanza rara, insomma. Sì. Cioè lei dice non mangiano da giorni queste persone? Certo, ci sono alcune frazioni che da domenica non hanno telefonia fissa, telefonia mobile, luce, gas, elettricità, e non sono ancora state raggiunte dai soccorsi perché le strade sono interrotte e non sono riuscite a raggiungerli fino adesso. Quindi la situazione è grave, molto grave. In Agordino, sto parlando adesso in particolar modo della zona dell'Agordino, e devo essere molto sincero, se non ci fosse stato il volontariato vi dico che insomma avremmo avuto qualche problema. Poi si sono mosse anche tutte le altre, il prefetto è stato veramente bravissimo, devo dire, molto raro trovare una prefettura così attiva, però chiaramente insomma Enel ha dovuto ricevere qualche strigliata sia dal prefetto sia dal sottoscritto per riuscire a essere più attiva, e adesso è molto attiva. Sono arrivate veramente centinaia, a me hanno parlato di 1500 tecnici che sono sbarcati ieri in provincia di Belluno, e stanno arrivando interi tir pieni di gruppi elettrogeni. Ecco, però consideriamo che oggi è venerdì e la gente non ha elettricità da domenica pomeriggio, quindi insomma di giorni ne sono stati un bel po', e a Belluno non siamo a Jesolo, cioè la temperatura a novembre non è molto alta, ha avuto abbastanza fortuna fino adesso, ma la temperatura normale di novembre in provincia di Belluno è qualche grado sopra lo zero. Capite che non avere l'elettricità vuol dire non poter scaldare, e quindi insomma la situazione è abbastanza grave per molte famiglie, per molte frazioni che proprio non sono state mai raggiunte, non in comune di Belluno, ripeto, ma sempre nella zona alta della provincia. Poi diceva, Sindaco, chiunque abbia bisogno di aiuto, di essere ospitato, di un pasto caldo, lei lascia un numero di telefono per contattarvi, no? Che è il 328-228 7358, nel suo comune? Sì, certo, per il nostro comune, anche se ci sta chiamando un po' di gente anche da fuori, ma insomma cerchiamo ovviamente di aiutare un po' tutti, questo perché
ripeto, molta gente senza corrente elettrica e senza acqua, e dopo alcuni giorni è un po' allo stremo delle forze. Allora ci prendiamo cura di loro, abbiamo attivato vari appartamenti, una scuola che abbiamo adibito, diciamo, a centro hub di smistamento, e quindi le persone che arrivano, insomma, noi siamo attrezzati per fornire pasto caldo, anche compagnia, abbiamo volontari, ci sono gli scout, ci sono dei ragazzi che sono lì apposta per assistere, per fare compagnia, per aiutare, per dare una mano. Abbiamo attivato dei servizi domiciliari in comune, possiamo portare un pasto caldo a domicilio, possiamo addirittura andare a prendere le persone, portarle in casa di riposo e poi le riportiamo a domicilio, quindi insomma ci siamo attivati con un sistema piuttosto capillare. Però adesso stiamo risolvendo l'ultimo problema, che è proprio la corrente elettrica. Enel misura che entro stasera porterà la corrente elettrica in tutte le ultime zone che sono rimaste prive, e a Belluno ce ne sono abbastanza, si parla di, io in questo momento stimo almeno 800 persone senza corrente elettrica, e quindi 800 nuclei familiari, scusate, e quindi insomma ancora una cifra importante. E quindi dovremmo a breve, spero, superare diciamo questa criticità. Poi dopo ci sarà il grosso, la ricostruzione di tutto, anche perché bisognerà farsi qualche domanda. Terna ha costruito questi tralicci nuovissimi, nuovi di zecca, che si sono spezzati in due come fossero burro, e qui senza fare nessuna polemica, ma Terna chiede di costruire nuovi elettrodotti a Belluno, noi ci siamo impuntati dicendo che vogliamo che siano interrati, e ci hanno anche derisi dicendo non avete idea di quanto importanti e grossi e forti siano i nostri elettrodotti, perché interrare quando possiamo mettere dei meravigliosi tralicci. Ecco, quei tralicci si sono spezzati quasi dappertutto. Questo a dimostrazione del fatto che quando si è in montagna o si conosce come funziona la montagna, oppure è opportuno che le soluzioni ingegneristiche vengano in qualche modo anche calate nella realtà locale. No, ha noi ragione il sindaco, però a Belluno si deve interrare, cioè non sono altre alternative. Però anche sindaco, anche gli acquedotti sono interrati, però si sono interrotti, no? Perché se arriva una frana anche là. Gli acquedotti non si sono interrotti per quello, si sono rotte le opere di presa, che è un'altra cosa. Gli acquedotti non si sono rotti. Noi abbiamo le opere di presa, che sono i punti dove le sorgenti sgorgano, che quelle ovviamente invece sì sono esposte, tra virgolette, alle intemperie, alle frane, eccetera, quindi si sono interrotte le sorgenti. Gli acquedotti funzionano, non è che non funzionino, ok? Quindi non è questo, in montagna si interra, il motivo per cui in Austria interrano, in Svizzera interrano in Trentino Alto Adige, in Piemonte, e non si interra solo il Veneto, ecco, solo Dio lo sa qual è il motivo. Certo, noi è una vita che diciamo che c'è questo problema. Allora, l'incendio chi lo ha innescato qualche settimana fa? Lo ha innescato ancora una volta un traliccio, l'abbiamo detto noi, o interrate o da noi si incendiano, cadono gli alberi, gli smottamenti, e la dimostrazione è questa. Hanno avuto 2 dimostrazioni in 15 giorni, e in questo momento ci sono quasi, fino a ieri c'erano 80.000 famiglie che non avevano né luce elettrica né acqua, anche perché l'acqua non arriva molto spesso perché non vanno le pompe, perché non c'è la corrente elettrica. Io ho 300 persone senza acqua perché in questo momento Enel non è in grado di dare energia elettrica. Allora non si può rischiare, cioè se siamo in montagna le cose vanno fatte come si fanno in montagna, come quando si è al mare certe cose si fanno secondo le tecnologie costruttive del mare e non con quelle della montagna. Insomma, Terna si deve adattare ai territori che ha, non può giocarci sopra a risparmio, perché qua 80.000 persone sono ancora in condizioni pazzesche dopo 6 giorni, insomma. No, Sindaco, è stato chiarissimo anche nel suo appello, grazie davvero e buon lavoro ancora. Grazie mille, buona giornata. Grazie a lei, ci sentiamo magari più tardi nel corso del pomeriggio. Io vedo che Tiziana è collegata, immagino, alla sede della Protezione Civile, vediamo se riusciamo a sentirla, ma temo che la linea sia un po' disturbata. Vediamo, allora, tra l'altro vi racconto appunto questa vicenda, siamo stati contattati nelle scorse ore e purtroppo nemmeno ieri sera con lo speciale focus condotto dal nostro direttore Luigi Bacialli è stato possibile parlare con questa signora. Sua figlia ci ha chiamato attraverso i social, tra l'altro da Bruxelles, dove vive da tempo ed è in pensiero per la mamma che invece è ad Alleghe, e soltanto per alcune ore è funzionata la linea telefonica, oggi di nuovo è isolata e quindi è lì senza luce, senza possibilità di parlare con i propri cari, voleva raccontare quello che ha vissuto e ovviamente non c'è modo di sentirla. Stiamo provando a contattarla
da ore. La signora sta bene perché ha parlato con la figlia, questa è la cosa che più ci interessa e ci rincuora, ma ovviamente non possiamo nemmeno utilizzando la linea telefonica fissa, non discutiamo ovviamente del cellulare, ma nemmeno utilizzando la linea telefonica fissa parlare con lei. Tiziana, ti vedo, dove sei? Cosa ci racconti adesso? Se mi vedo, spero che mi sentire correttamente, sono al COC, nella sede del COC di Auronzo di Cadore, il sindaco che in questi giorni ha avuto modo di Tiziana purtroppo non prende purtroppo. Dobbiamo provate a spostarvi anche solo, basta di qualche metro ovviamente. Rivediamo la grafica, poi torniamo da te appena possibile. Sì, contattiamo il governatore Luca Zaia, lo rispondo così ai... eccolo qua, lo vedete che ci scrivono, cioè, come possiamo dare una mano, scrive Nicola, a una mano alle comunità alpine, ci si può aggregare come volontari alla protezione civile. Torno a dirvi grazie che sfruttate Antena 3 per candidarvi, diciamo, al sostegno e aiuto concreto delle popolazioni. Intanto c'è questo che è il conto corrente di solidarietà presso Unicredit SPA, Tesoreria regionale, Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018, quella è la causale. L'Iban invece, me lo fate rivedere, grazie, IT 75C 02008 02017 000 10 544 2360. Questo attivato dalla Regione con la volontà del governatore Luca Zaia, che tra poco speriamo di avere nuovamente al telefono. Dicevamo quindi, se volete candidarvi, ma l'appello è arrivato anche dall'assessore Bottaccin nell'escursione ospite a 20:10, uno speciale che abbiamo registrato in diretta, scusate, mercoledì sera, replicato ieri sera. Ha detto certo, bene che tante persone vogliono attivarsi, altre 200 sono arrivate nella giornata di ieri da altre regioni, così come dalle pianure della nostra regione, perché magari là si è vissuto meno l'emergenza, passate poi le piene, quindi sono potute andare a dare manforte per la nostra montagna. Contattate i vostri comuni e lì quindi la protezione civile dei vostri comuni per poter capire come indirizzarvi, magari anche l'ANA, cioè l'Associazione Nazionale Alpini. Ho qualcuno al telefono? È ancora acceso da prima, fatemi sapere. Ora vedo... come? Tiziana pronta, vedo il segnale infatti molto più fluido. Tiziana, vai pure. Pronto? Sì. Sì. Allora, sono al COC, protezione civile del comune di Auronzo di Cadore, con me la sindaca Tatiana Pais-Becker. Sindaca, qual è la situazione in questo comune? Diciamolo subito, c'è un lago idroelettrico che attraversa tutto il territorio comunale e pur tuttavia voi siete rimasti senza corrente elettrica. Sì, abbiamo un lago di Santa Caterina, abbiamo anche diverse centrali dell'Enel qui sul territorio, siamo rimasti per 48 ore con il blackout totale e Misurina, la nostra frazione, è rimasta isolata fino a ieri pomeriggio, sia dal punto di vista elettrico ma anche della viabilità, perché erano chiuse tutte le vie d'accesso, la strada che scende verso Carbonin è addirittura crollata su un ponte, la strada per i Tre Croci è stata riaperta ieri e ieri sera anche quella che da 8 alla 48 sale. Ecco, abbiamo visto che c'è l'esercito, che ci sono tanti volontari della protezione civile, il vento, la pioggia e l'acqua, quali danni hanno causato nel suo comune? Beh, la serata di lunedì è stata davvero disastrosa, non si è mai visto niente simile qui ad Auronzo, ci sono state numerose frane sulla strada che sale verso Misurina, numerosi tetti di case scoperchiate, quindi i danni sono davvero ingenti. Per non parlare poi degli alberi, dei boschi e lungo tutta la statale ci sono alberi che si sono abbattuti sulla strada e miracolosamente nessuno è rimasto ferito. Questo davvero è una grande gioia che nessuno si sia fatto male, sembra un miracolo. Sì. I danni sono appunto notevoli, adesso per fortuna stanno arrivando i rinforzi. Ringrazio la prefettura, ieri sono arrivati i volontari della protezione civile, oggi sono arrivati i mezzi dell'esercito e domani arriveranno 40 volontari sempre della protezione civile del Veneto con le motoseghe proprio per liberare dagli alberi
Ecco, la questione degli alberi, Sindaco, è una questione drammatica. Nei quotidiani questa mattina abbiamo letto una primissima stima, 300 milioni di euro di danni al patrimonio boschivo della provincia di Belluno. È un dramma anche per questa zona? È un dramma anche per questa zona, anche se non come in altre zone, perché ho visto immagini che sono devastanti, proprio la Val di Visdende, interi boschi, quindi non abbiamo ancora fatto la conta dei danni. Adesso la priorità l'emergenza vera è quella di pulire tutti gli alvei dei fiumi, quindi l'alveamento, che con le precipitazioni che potranno venire ci saranno sicuramente nuove pratiche, quindi questo abbiamo chiesto dei mezzi in soccorso per questa operazione. I cittadini chiedono a gran voce che di qui in avanti si pensi alla prevenzione dopo evidentemente avere sistemato tutto. Così deve essere, così dovrà essere in una provincia così fragile dal punto di vista geologico, morfologico come la nostra. Sì, innanzitutto ricordo che siamo il paese delle tre cime di Lavaredo, Dolomiti patrimonio dell'umanità, tutta la nostra provincia, e quindi anche dal punto di vista stesso dell'immagine in tutto il mondo è necessario che riusciamo a mantenere intatto questo patrimonio e è necessario puntare moltissimo sulla prevenzione. Vorrei ricordare che io nell'ultimo anno ho tartassato di telefonate la Regione Veneto, la provincia di Belluno, affinché venisse effettuato lo sghiaiamento di alcuni alvei di torrenti, che altrimenti ci sarebbe stata davvero la catastrofe sulle nostre strade. Questo è da fare puntualmente ogni anno, e chiedo anche a Enel e Terna che vengano fatte sia il taglio boschivo sulle varie servitù e possibilmente interrompere le linee, questo è fondamentale. Grazie Sindaco. Se lei me lo permette, io vorrei parlare con uno degli uomini della protezione civile, perché così ci facciamo raccontare dalla loro viva voce quante telefonate, quante chiamate e di che cosa ha bisogno la gente che si rivolge al numero del COC. Certo. Vorrei ringraziare tutti i volontari della protezione civile di Auronzo, tutti i vigili del fuoco, Soccorso, Carabinieri, Portali, Guardia di Finanza, tutti i gruppi che hanno operato, perché non si sono mai fermati nemmeno durante la notte con il vento, e anche tutti i dipendenti comunali hanno continuato a lavorare sempre. Grazie. Credo che voi sindaci stiate facendo un ottimo lavoro, tutti, l'avevamo detto anche prima nel precedente collegamento, in tutta la provincia di Belluno, e credo che anche la gente attraverso i social, perché in questo momento è l'unico strumento di comunicazione più immediato, vi sta rendendo onore e merito rispetto a un lavoro che state facendo vicino al territorio, vicino alla vostra gente. Sì, credo che sia fondamentale in questo momento essere vicino al territorio. Abbiamo tenuto aperto i municipi, ci sono sindaci che hanno dormito anche tutta la notte in municipio, e in mancanza di comunicazione la protezione civile mi ha portato personalmente nelle varie frazioni con gli altoparlanti per dare le informazioni, perché la gente era molto disorientata, quindi io ringrazio loro principalmente, i volontari della protezione civile. Grazie, allora sentiamo c'è un volontario della protezione civile, intanto le chiedo come si chiama? Zanella Adriano. Adriano Zanella, lei quindi coordina questo COC, ci racconta che cosa stanno vivendo le popolazioni, le genti qui di Auronzo? Beh, è stata una cosa mostruosa nell'ambito del vento, della pioggia, di tutto. C'è stato un straripamento del fiume Ansiei, oltre a quello poi abbiamo avuto anche i tetti delle case che sono volati via, alberi dappertutto, alberi caduti a terra. Adesso stiamo cercando pian piano di tornare alla normalità. La gente penso che abbia avuto molta paura. Ecco, ve lo sta dicendo anche nelle telefonate, poco fa sentivo che siete sempre costantemente in contatto con la gente che chiama a questo numero per chiedervi lo stretto necessario anche. Sì, anche quello, abbiamo avuto molte telefonate sia per la luce, che abbiamo ancora dei posti che non è ancora arrivata. Speriamo che adesso sia l'Enel che Terna si mettano un po' le mani nei capelli e che ci diano un po' di luce ancora. Abbiamo avuto telefonate perché allagamenti, tetti scoperchiati, cammini anche che stavano cadendo, e abbiamo preso tutte le informazioni, poi passandole anche ai vigili del fuoco
abbiamo dato una mano a tutti quanti. Sono state giornate durissime, soprattutto le prime, vero? Sì, durissime. Noi è da domenica mattina che siamo qua in sala operativa e diciamo la verità, non siamo ancora andati a casa. Adesso pian piano cominceremo anche a dormire a casa nostra. Poi abbiamo fatto un bel giro con il sindaco a avvisare la popolazione con i megafoni a che punto che siamo con la situazione del posto, così abbiamo rassicurato un po' tutta la gente, perché uno diceva una cosa, poi quell'altro allungava e alla fine nessuno sapeva la verità esatta e c'era questo malumore nel paese. Allora, facendo il giro, abbiamo detto come stanno le cose. Pian piano la gente ha capito che non stiamo qua a guardare il cielo, stiamo lavorando veramente. Ecco, perché naturalmente la cosa fondamentale è fare capire alla popolazione, in assenza, come vi abbiamo detto, di collegamenti, in assenza di energia elettrica, in assenza di linee telefoniche correttamente funzionanti. Avete visto anche voi com'è difficile per noi stessi metterci in collegamento, in contatto con voi per rendervi conto, per darvi conto della situazione che sta vivendo la provincia di Belluno. Quindi ci immaginiamo quale poteva, quale è stato e quale può essere anche in questo momento il sentimento della gente, i sentimenti della gente che si trova ancora a vivere in difficoltà. Ve l'abbiamo detto, ci sono moltissime località della nostra provincia che sono totalmente isolate. Da 5 giorni si vive a lume di candela. Oramai siamo verso l'imbrunire, ma sta piovendo fortissimo, le nubi sono basse, oramai praticamente fuori, e di qua dalla sede del COC di Auronzo è praticamente buio e ricomincia l'ennesima notte di angoscia per chi si trova in grandissima difficoltà. Cosa manca principalmente? Beh, diciamo proprio generi alimentari, per esempio, acqua? No, quello è arrivata, i supermercati funzionano, hanno viveri, hanno acqua, hanno un po' di tutto, per questo non abbiamo problemi. Il problema principale è la luce. Se non ci hanno la luce, la gente a casa, ci sono dei vecchietti che se non hanno quel po' di corrente a far andare la stufa a pellet o il gasolio per far andare la cosa, non possono stare a casa. Abbiamo assieme al sindaco già preparato delle stanze sia a casa riposo che all'ospedale, in caso li portiamo al posto al caldo, perché è giusto che i vecchietti stiano al caldo. Grazie, avete capito allora, quindi l'abbiamo già detto, manca la luce, non c'è la possibilità di attivare le caldaie, manca il riscaldamento. Poco più in alto, a pochissimi metri di distanza d'altezza, qui è arrivata la neve e le temperature rispetto, se ricorderete, ai primissimi collegamenti di lunedì, quando io stessa giravo in provincia di Belluno esclusivamente con un kiwi, con una giacca a vento molto leggera. Adesso è necessario indossare l'abbigliamento, quello invernale, quello che deve coprirti, perché l'umidità, il freddo all'esterno hanno evidentemente un significato. Figuratevi all'interno, se le case quando la temperatura fuori va anche sotto zero o si avvicina o è prossima allo zero, che cosa deve essere, soprattutto per le persone anziane. Quindi vi dicevo, Auronzo è un caso veramente eclatante. C'è un lago, da questo lago si produce l'energia elettrica ed è veramente come dire, scandaloso che in una provincia come quella di Belluno, che tanto ha dato in termini anche di vite umane, il Vajont è il simbolo, 2000 morti per la costruzione e la realizzazione di una centrale idroelettrica che doveva dare luce a tutto il Veneto. Noi siamo in queste condizioni, siamo con i bacini idroelettrici che devono fornire e rifornire le centrali per dare l'acqua e per dare l'energia elettrica alla pianura, e qui capita quello che è capitato e si resta senza luce. È davvero un paradosso, eppure con questo ci stiamo confrontando, e credo che l'appello anche di tutti i rappresentanti istituzionali nei confronti di Enel e di Terna sia quello di intervenire in maniera seria e concreta in una provincia che ha chiesto più e più volte a gran voce lo scorso anno, lo ricorderete, anche con un referendum che ha come dire, coinvolto tutto il territorio provinciale, che chiede da anni, da decenni l'autonomia gestionale, perché probabilmente con un'autonomia gestionale si riesce a gestire in maniera differente la provincia, una provincia integrata
interamente montana, l'unica provincia interamente montana di tutto il Veneto, e ricordiamo che è anche la più estesa. Sì, Ferdinando. Scusami, ti interrompo solo qualche istante. Adesso ovviamente abbiamo raccontato moltissimo. Dove vi sposterete adesso? Se è possibile, considerato il buio, considerato le strade difficili, c'è qualche altro punto che è bene e giusto raccontare secondo te, chi ti segue? Considerato, esatto. Allora, noi adesso proviamo a spostarci compatibilmente con anche la luce del giorno terrestre verso il centro Cadore. Nel caso in cui non dovessimo farcela, perché potrebbe anche risultare impossibile farvi vedere i danni, spostiamo alla di coordinamento dell'aeroporto di Belluno per fare un po' il punto della situazione anche in vista dell'arrivo domani del Dipartimento del massimo rappresentante dei vertici della Protezione Civile Nazionale, che, se il tempo, lo ricordiamo, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, potrà vedere volando in elicottero tutta la provincia di Belluno, potrà rendersi conto di persona del disastro, del flagello che ha colpito questo territorio. L'appuntamento con il capo compartimento Borrelli è per le 10:45 domani all'aeroporto. Speriamo che le condizioni meteo gli consentano di arrivare in tempo e che poi successivamente anche i trasferimenti verso i luoghi, pensiamo immediatamente all'Agordino, Roccapietore, Arabba, Livinallongo, Colle Santa Lucia, San Tommaso, ecco, tutti quei comuni che sono ancora, stanno vivendo ancora una condizione di estrema difficoltà, con disagi infiniti. Tu prima lo dicevi bene, il sindaco di Bernardina e di Roccapietore è lui il COC. Lui e il suo vice sindaco girano con una radio appesa al collo e stanno facendo chilometri e chilometri a piedi per poter raggiungere le persone, per poter sincerarsi delle necessità che hanno gli abitanti di quella zona e per poter portare loro, diciamo così, in tempo reale anche i viveri, cioè cose da mangiare, l'acqua. E magari qualche genere di conforto. Allora Tiziana, grazie, facci sapere appunto che cos'altro possiamo mostrare ai nostri telespettatori. Quello che succede, viene confermato appunto, è che domani mattina alle 10:45 resta previsto questo vertice appunto all'aeroporto di Belluno con il governatore Luca Zaia, Bottacine e il capo nazionale della protezione civile. 10:45 per questo vertice. Il presidente Zaia ringrazia Intesa San Paolo, che sospende per 12 mesi le rate di finanziamenti nelle zone colpite dal maltempo. Revoca anche il divieto di caccia e pesca sportiva con eccezioni al Bellunese e al Vicentino. Sapete, aveva destato polemiche poi da parte di Sergio Berlato, polemiche cui l'assessore Bottacini ha detto e ribadito non voglio nemmeno rispondere, perché immaginate cosa vuol dire magari dover andare a recuperare qualcuno che è in forti difficoltà perché pescatore si è avventurato o cacciatore si è avventurato in queste giornate. Sappada devastata, ci dice una nostra telespettatrice, le case scoperchiate, i boschi distrutti, in alcune zone manca ancora l'elettricità, i cellulari hanno ripreso a funzionare solo alle 12 di oggi, la frana tra Ovaro e Villa Santina prosegue, così appunto la nostra telespettatrice di Sappada. Sappiamo bene, abbiamo confermato, ci piacerebbe riuscire a collegarci con il sindaco, vediamo Nicola se riusciamo a fare questa che, come potete capire, è una semplice operazione quotidiana in condizioni normali, ma è davvero un'impresa titanica invece in queste ore. Vi chiedo se possiamo mostrare ancora la grafica della Regione Veneto con il numero di conto corrente, in modo che possiate diffonderlo ulteriormente. Segnatelo, condividetelo nei vostri social, giratelo da amici e conoscenti, parenti, perché possano sapere quante più persone possibile come aiutare la nostra Regione concretamente. Qualcuno ci ha già scritto attraverso i social che bisogna sorvegliare ovviamente poi su questi denari, ma è una garanzia che ha dato lo stesso governatore Luca Zaia diffondendo questo numero. Possiamo vederlo? Se no, vabbè, ma vediamo anche quello di prima. Sì, vediamo anche quello di prima, non mi interessa Tonio, in modo che possiamo, guarda, lo pesco io dai social se vuoi per aiutarti. Il profilo di Luca Zaia
così possiamo farlo segnare ai telespettatori, che immagino intanto si siano preparati con carta e penna per poterlo... Eccolo qua, grazie Tony. Regione Veneto, poi sistemeremo la grafica perché ovviamente ci sono i nostri titoli. Conto corrente attivato presso la banca Unicredit SPA Tesoreria Regionale. Veneto in ginocchio per maltempo, ottobre-novembre 2018 è la causale. IT 75 C02 008 02 017 000 10 5 44 2360. Ve lo ricordo ancora una volta, il Veneto in ginocchio per maltempo, ottobre-novembre 2018, questa è la causale. Presso Unicredit SPA Tesoreria Regionale, il conto corrente attivato per la solidarietà dalla Regione del Veneto. L'IBAN è IT 75 02 008 02 0017 000 10 5 44 2360. Mandiamo appunto, come chiesto Tony, il servizio sui danni alla zona del Piave. Questo, ricordo bene, è Ponte di Piave, nelle nostre interviste e immagini oggi. Vediamo. Il problema è il tornare alla normalità, è quello che lascia dopo il fiume, perché l'acqua sale però dopo scende, è cosa che ti porta praticamente il dopo lascia il fango, è il tornare alla normalità che ci vorrà molto tempo. Daniele Ammirati con le sue parole esprime il sentimento della gente, di quei comuni colpiti dall'ondata di maltempo di questi giorni. Solo oggi lui e i suoi genitori sono rientrati nell'abitazione che si trova in via Zattere a Ponte di Piave. Intorno la devastazione dell'acqua e del fango che ha travolto tutto. Un disastro. Io sono 20 anni che abito qui, ho subito 5 alluvioni, una volta sola era calamità naturale, quello che mi hanno rimborsato lo sto buttando adesso. Mai visto, il massimo in casa era arrivato 1,26 m. Sembra un tsunami dentro e niente, stiamo cercando di svuotare tutto quanto, però purtroppo il primo piano è andato. Quanto è arrivata l'acqua? 2,80 m di acqua, primo piano. La furia dell'acqua entrata in casa ha accatastato contro la parete tutti i mobili. Questo contenitore di polistirolo è stato travolto ed è rimasto come incollato al soffitto. Quei cassetti, quei mobili sono stati strappati dalla forza dell'acqua? Sì, sono stati strappati dalla forza dell'acqua. Questi qui speriamo che non ci cascano addosso. Stessa devastazione nell'abitazione accanto. Al primo piano è andato sotto tutto, c'è qualche infiltrazione al secondo piano, ma insomma non di sopra, poca roba. Nessuno, spiega la proprietaria, si aspettava una piena simile. Noi abbiamo alzato tutta la roba a 1 metro, massimo 1,5 metri. Loro continuavano a dire guardate che arriva tanta, ne arriva tanta, però chi sapeva che dovevamo staccare i lampadari e le applicche e buttare fuori. Cioè, noi ci siamo organizzati come ormai, perché tanto che capita ogni tanto, però così mai. Spostandosi di 3 chilometri si arriva in via Piave, altra zona golenale, dove l'acqua è stata ancora più devastante. Qua c'è troppa terra da portare via. È una situazione un po' disastrosa perché non si può più, a un certo punto non riusciamo più a smaltire tutto il limo, il fango, perché ce ne sono 20-30 centimetri, le canalette che portano fuori sono ingombrate, piene di limo, perciò la casa o prendiamo una scavatrice, non sappiamo neanche noi. In tutti questi anni non si era mai visto una cosa del genere. Peggio del 66, qui è arrivata fino al secondo piano, 80 centimetri dentro. Nel secondo piano? Distrutto tutto, non c'è più letti, non c'è più niente, buttato via tutto. Peggio del 66, io sono nato nel 66, quindi avevo pochi mesi, i miei genitori le hanno passate tutte queste piene, è un disastro, una devastazione, basta vedere quanto fango ha lasciato, una quantità impressionante. Penso, io non ho mai viste, ne ho viste di piene dal 98, 2000, 2002, 10, 12, 14, 18, tutti anni pari in questa zona golenale è entrata l'acqua, ma come questa penso che è evidente che è un disastro. Rassegnazione forse, ci siamo svuotati proprio.
Spostandosi a Breda di Piave, nonostante qui l'acqua abbia raggiunto livelli inferiori, i danni sono comunque ingenti e adesso si cerca di ripulire per tornare alla normalità. Fino a 1,20 m. Ma è la prima volta che succede? Sì, 66. La prima volta. Buttato via tutto? Tutto il primo piano? Tutto. Stamattina hanno portato via da un camion pieno di roba. Disastro, mai visto. In 30 anni che siamo qui non è mai successa questa scena qua. Se anche nel 2010 è sempre arrivata, ma dietro, dalla casa dietro di là, ma mai arrivata qua, mai vista, proprio mai vista. Quanto ha raggiunto l'acqua? 60 cm di acqua dentro casa. Impressionante, ma d'altronde l'abbiamo detto, raccontato, questo l'effetto. Continuiamo insieme a leggere i comunicati della Regione che sono appena arrivati. Ovviamente avete visto e capito che domani mattina alle 10:45 c'è il collegamento in diretta con l'arrivo del Capo Nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli, che questa volta non sarà a Marghera ma a Belluno, all'aeroporto di Belluno. Tony, ti chiedo, ecco, aiutami con la grafica anche poi per ricordare nei nostri titoli quello che stiamo documentando ora. Per esempio il Gazzettino.it riprende come nel Garda siano stati sversati 350 metri cubi al secondo di acqua, l'abbiamo visto e mostrato anche nei video dei giorni scorsi, impressionanti, di quella marea di fango, di acqua scura che finiva nell'azzurro del lago di Garda, ma era per salvare Verona e non solo, perché quell'opera iniziata nella costruzione dei primi decenni del Novecento ha salvato davvero, garantendo uno sversamento e un abbassamento dei livelli, la città di Verona. Oggi certo ci sono gli effetti. Eccolo qua, bravissimo Tony nel trovare queste immagini, perché questa marea di una violenza incredibile ha salvato Verona da eventuali esondazioni, perché comunque è un'opera fondamentale. Certo ora si vedono gli effetti con molti rami, tronchi nel lago di Garda, un'acqua scura, ma piano piano la natura farà nuovamente il suo corso. C'è un appello, lo sapete, allo stop di bollette e mutui per il quale ormai stiamo cercando di coinvolgere tutta la politica per spingere e controllare ovviamente che questo impegno venga portato avanti concretamente nelle prossime ore, e coinvolgeremo tutti i politici, perché non si dimentichino. Oggi abbiamo sentito anche il sottosegretario all'economia Massimo Bitonci che pensa a un provvedimento già mercoledì. Caccia e pesca, vi ricordavo poco fa, il divieto è stato revocato ma non nel Bellunese, nel Vicentino. Continuano le frane, ancora isolato la Gordina, prosegue l'allerta meteo. Il coordinatore Bottacin, c'è una task force permanente sotto la guida della nostra unità di crisi, così ha detto Bottacin poco fa. Il Veneto in ginocchio, ha attivato il conto corrente di solidarietà presso la banca Unicredit, questo l'abbiamo raccontato in diretta, l'Iban lo mostreremo nuovamente tra poco. E poi ancora fino alle 14 di domani, sabato 3 novembre, c'è lo stato di preallarme di attenzione nel Veneto per pioggia, in riferimento alla situazione meteorologica attesa nel territorio regionale. Come da avviso di condizioni meteo avverse emesso oggi, il centro funzionale decentrato della Regione Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione della massima prontezza operativa del sistema di protezione civile, ha dichiarato le seguenti fasi operative per ciascuna tipologia di criticità. Si segnala che le frane del Tessina nel comune di Chiesa del Pago e della Busa del Cristo a Perano di Cadore, riattivatesi dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, sono soggette a specifico monitoraggio nelle zone di allerta Veneto A, Veneto H e Veneto B. Giusto per dirvi, il Veneto A, Belluno, Alto Piave, l'attenzione è gialla per la rete principale, e per quanto riguarda la rete idraulica e rete secondaria è arancione. Queste sono le allerte maggiori, così come nel Veneto H, cioè Belluno Treviso. Per il Piave la zona pedemontana è gialla sempre per la rete idraulica, e per la rete secondaria è arancione, quindi insomma resta l'allerta gialla anche per la giornata di domani, quindi con meno ansia, ma comunque uno stato di attenzione molto molto alta.
Ancora, vediamo. Massima attenzione da parte del Ministero dell'Ambiente, quanto accaduto e sta accadendo nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi a causa del maltempo è oggetto di massima attenzione da parte del Ministero. Il capo di gabinetto del Ministero dell'Ambiente, il professor Luigi Petrillo, è in costante contatto con il suo omologo della Regione Veneto Fabio Gazzabino, il direttore generale per la protezione della natura del Ministero ha avuto questa mattina a disposizione a supportare tutto il parco e la Regione per il ripristino dell'ecosistema. Poi ancora vediamo il Governo nazionale in contatto con l'assessore Bottacin, ci sarà il sottosegretario Gava nuovamente in sopralluogo nel Veneto nelle prossime ore. Vediamo ancora le immagini che stiamo mostrando, riusciamo a contattare il governatore Luca Zaia, ti chiedo Nicola, per capire anche da lui la situazione, l'assessore Bottacin, per intendere quali siano ora le nuove emergenze, per ricordare anche il numero, eccolo qua, l'Iban, bravi che l'avete messo in grafica in modo che lo possiamo tenere in contatto costante. Ricordava poco fa De Bernardini anche il sindaco di Roccapietro, lo ricordava anche Tiziana, come sia lui a girare costantemente con questa sua radio perché scusate, l'unico modo per restare in contatto con gli uomini della protezione civile, non ci sono telefonini che tengano, non c'è cellulare, non c'è rete fissa che nella sua Roccapietore possano dare informazioni costanti, ma quello è il suo modo di girare per il suo territorio con quella Jeep che avete visto, a bordo della quale ha portato anche il governatore Luca Zaia. Poi c'è la gara di solidarietà con Asco che ha sospeso le bollette di luce e gas già nelle scorse ore e questo è un dato importante. Crédit Agricole Friuladri ha avviato l'iter per la sospensione del versamento delle rate dei mutui per i residenti delle zone danneggiate e per informazioni, modalità operative gli interessati possono contattare la propria filiale. Ora, sapete, ci sono 13.000 persone, 13.000 utenze, scusate, il che vuol dire molte più persone ancora senza energia elettrica. Gli stessi ponti e ripetitori delle nostre televisioni, così come di tutte le televisioni, sono rimasti attivi, come la nostra sede centrale con i generatori per poter garantire un'informazione costante, ma anche purtroppo questa informazione viene interrotta dai cali di tensione, non è purtroppo possibile che gli stessi generatori vadano avanti per ore e ore. Ecco, abbiamo ottenuto il cellulare di Manuel Pillerhofer, che è il sindaco di Sappada. Prego davvero, se riusciamo, ancora ai miei colleghi Nicola Zanetti che gestisce il coordinamento di questa ancora immensa diretta e in condizioni critiche anche per noi, di contattare il sindaco di Sappada, dimenticata, dicono un po' da tutti, lasciato il Veneto e ora in grandi difficoltà. Quando vi mostravamo nei giorni scorsi quelle immagini dei tetti scoperchiati, quella per esempio era Sappada, così come altre zone invece del nostro bellunese, perché lì il vento è stato devastante nei suoi effetti. Sapete che ha smangiato sino a sradicarlo dal suo luogo naturale e sbriciolarlo un edificio sul ponte Mas, e lo ricordava poco fa anche l'onorevole Dinca. Fammi sapere anche eventualmente l'assessore regionale Bottacin, se non riusciamo a sentire Pillerhofer, il sindaco di Sappada. Vediamo ancora quello che è la comunicazione ufficiale in questi minuti, poi da parte della Regione, con i comunicati curati da Carlo Parmeggiani, che ringraziamo perché ci aiuta appunto in questa lunga cronaca perché siano vere e ufficiali queste notizie. Il vertice domani mattina alle 10:45 lo abbiamo detto. Zaia ha ringraziato Intesa San Paolo che sospende per 12 mesi le rate dei finanziamenti nelle zone colpite dal maltempo. Bottacin dice a supporto
di questo immane lavoro. Da ieri sera è giunto nel bellunese, su esplicita richiesta di attivazione di Bottacina, anche il direttore operativo del coordinamento per l'emergenza e la protezione civile Luigi D'Angelo con il suo staff, e sta verificando la gravità dei danni di quello che è il territorio oggettivamente più colpito a livello nazionale da questa ondata di maltempo. Domattina in sopralluogo del bellunese Zaia, Bottacina e D'Angelo, ci sarà anche il capo, l'abbiamo detto, Angelo Borrelli. Ogni centesimo andrà solo ed esclusivamente alle persone in difficoltà, lo dice Luca Zaia, per fronteggiare le devastazioni provocate dall'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto e creare disponibilità finanziarie da utilizzare in aiuto alle popolazioni colpite. La Regione, oltre ai vari passi formali per ottenere sostegni pubblici nazionali, fa appello anche alla solidarietà degli italiani dei Veneti. Quindi dopo l'avvio della procedura per un SMS, ora c'è il conto corrente, ve lo ricordo ancora, è lì scritto, resta nella nostra grafica, la causale è Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018. L'IT, il Liban IT 75C 02008 02017 00010 544 2360. Vediamo, appena mi dite ci ricolleghiamo con Tiziana, ci colleghiamo al telefono, insomma, per aggiornare. Avevamo un accordo con il governatore Luca Zaia, ma immagino è complicato in questo momento distoglierlo dal suo lavoro. Ricordo la diretta iniziata anche con un collegamento insieme al vicepresidente del Friuli Venezia Giulia e assessore della protezione civile Riccardo Riccardi, che ci ha detto come una prima stima di danni sia già attorno ai 500 milioni di euro per il vicino Friuli Venezia Giulia. Immaginate cosa possa essere per il Veneto, e quando parliamo di 1 miliardo allora probabilmente non ci discostiamo di tanto. 300 milioni solo i danni per l'area boschiva e la caduta degli alberi, almeno 50-80 milioni, forse 100 per le strade di competenza della Regione, poi ci sono quelle comunali e quelle dell'ANAS. Oggi dicevamo, e lo raccontava anche l'assessore Bottacin, come sia complicato per esempio trasportare i generatori di energia elettrica, generatori che poi bisogna alimentare con il gasolio, quindi non è che li si può mollare lì e poi funzionano in eterno, bisogna portare gasolio e quindi alimentarli. Oggi 4 di questi generatori sono stati portati grazie all'apporto dell'esercito e quindi al Chinook, quell'enorme elicottero del nostro esercito che può sollevare fino al doppio del proprio peso. Immaginate, lo ricorderete, nel 2010 era quell'elicottero che portava i New Jersey per chiudere la rotta di Saletto. Allora, grazie assessore Bottacin, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie per aiutarci in quest'opera di informazione. Bottacin, non le faccio nessuna domanda, cosa ci può dire lei? Domani mattina c'è il vertice con Angelo Borrelli, quindi alle 10:45 è confermato all'aeroporto di Belluno, giusto? Guardi, non so dirmi gli orari perché io faccio da una sola operazione all'altra, da un cantiere all'altro, quindi non sono informato, lo sapete meglio voi di me. La situazione è abbastanza complessa perché anche questa notte si è interrotta la strada regionale 203, l'arteria principale della Gordino, era impraticabile, poi è stata riaperta, stamattina pioveva, adesso purtroppo non è permesso e quindi la situazione è complicata. Ci sono quasi 13.000 utenze ancora scollegate dalle linee elettriche, ma dove c'è l'acqua non è potabile, insomma una situazione molto complicata e il tempo di sicuro non mi aiuta. Siamo riusciti per fortuna all'esercito anche in condizioni meteo complicate e quindi siamo riusciti a fare piccolamente questo Senta, assessore, la sentiamo ovviamente con la linea disturbata, immaginiamo, perché sui luoghi del disastro, lo possiamo definire così ormai, è difficile, ecco appunto, è difficile avere delle comunicazioni pulite. Vabbè, vediamo se riusciamo a ricontattare l'assessore e
e grazie davvero anche per aiutarci in quest'opera di informazione. Oggi gli elicotteri dell'esercito, lo dicevamo, per portare questi generatori di energia elettrica. Sono ancora molte le frazioni isolate, i paesi e quindi larga parte della popolazione del nostro Veneto che non ha un sostegno perché è difficile raggiungerli persino, e come diceva il sindaco Massaro sono persone che da giorni sono senza luce, gas, linea telefonica, addirittura cibo, anche se poi i supermercati sono funzionanti. Ci ha detto poi qualcun altro in collegamento da Auronzo, lo avete visto e sentito poco fa. Perfetto, allora Tiziana ci aggiorna, tra poco un vertice dei sindaci di Cadore e Comelico, già buio fuori, purtroppo questo è normale perché è già buio nelle zone di montagna e non solo, e immaginate, è tornata la pioggia. Queste credo che siano le immagini di area distribuzione, dammi conferma Nick, sono quelle che ci sono giunte nelle scorse ore degli uomini al lavoro. Era complicato, grazie Tony, era complicato raggiungerli, però questo è un video che hanno girato loro anche per mostrare, far vedere come ci sia un lavoro costante per tentare il ripristino dei tralicci. Ancora Bottacin, mi confermate? Ecco, assessore, grazie, caduta la linea perché appunto le condizioni sono complicate. È vero, oggi i generatori siete riusciti a portarli grazie agli elicotteri dell'esercito, no? Sì, l'elicottero dell'esercito che è in grado di trasportare molti pesi, in grado di volare anche in condizioni mezze precarie, ci ha molto aiutato. Sta il fatto che comunque anche i nostri 3 elicotteri regionali hanno volato ogni volta che si alzavano le nuvole, ringrazio anche i piloti, insomma, che volare in queste condizioni è comunque, e farlo in sicurezza è comunque una cosa complicata. Tutti quanti, approfitto di voi, il fatto che sulla mia pagina Facebook c'è il numero di conto corrente e per la regione conto corrente solidale per eventuale. Dico perché sono soddisfatto i cittadini anche non veneti che chiedono perfetto di attivare il numero di conto corrente per fare tu. Infatti, numero di conto corrente. Allora Bottacin, torniamo a sentirci più tardi, grazie, e anche se ovviamente la disturbiamo, come sentite ovviamente non si può riuscire ad essere in collegamento con l'assessore Bottacin perché è in nelle zone disastrate. Ora vedo di trovare la sua pagina Facebook per mostrarvela, eccola qua, l'assessore Bottacin, e ce l'ha detto proprio poco fa lui, come sia lo stesso fonte di informazione è fondamentale perché sono quelle ufficiali, ecco, prima di trovare al lavoro qualche altro imbecille, come l'assessore invece abbia condiviso poco fa anche lui, lo diceva, massima divulgazione, ci scrive nel post per il numero di conto corrente attivato dalla Regione Veneto per aiutare le popolazioni colpite. Ecco, anche lui stesso ha detto come il governo nazionale ha condiviso questa foto, Bottacin, nei prossimi giorni anche il sottosegretario Vagnagava, ex vice sindaco di Sacile, che sarà nuovamente, dopo essere stata in Friuli, anche in Veneto nelle zone colpite. L'aggiornamento dell'assessore Bottacin, vedete, aggiornamento meteo, questo scrive ancora nelle pagine ufficiali del suo social network. Vediamo se poi ancora abbiamo aggiornamenti dai colleghi. Questo è il sito Dolomiti, c'è una polemica che riguarda la mancata informazione da parte degli organi nazionali, ma di questo poco ci interessa, nulla di nuovo, insomma noi siamo abituati e facciamo un altro lavoro in questo territorio, degli altri non ci interessa proprio nulla. Intanto rimangono meno di 800 utenze, fanno sapere zona Dolomiti, attenzione ai cavi elettrici o ai conduttori caduti al suolo, e certo qua è un rischio enorme, sapete le vittime causate soprattutto dalla caduta, eccolo qua, le vedete in questa immagine, la caduta degli alberi, immaginate cosa possa essere la caduta dei tralicci, quindi tenetevi bene a distanza
distanza, evitiamo rischi, lì devono agire gli uomini preposti e preparati a un tipo di intervento di questo genere che potete immaginare è fortemente delicato. Luca Zaia ha scritto al Premier Conte, l'abbiamo detto più volte anche nei giorni scorsi, è accaduto nella giornata di ieri, ecco, nelle ore scorse più che altro, qua dove le ore ormai sono giorni, la pioggia porta a nuove frane, molti paesi sono ancora isolati, 13.000 famiglie senza corrente, danni nei boschi per 300 milioni, ma è stato lo stesso sindaco Jacopo Massaro poco fa a dirci come l'acqua sia tornata potabile a Belluno Comune, quindi questo è importante, Belluno Comune, acqua potabile. C'è un preallarme ancora fino a domani, come dicevamo, quindi è impossibile raggiungere anche il sindaco di Sappada, ci fanno sapere, vediamo se riusciamo, o il governatore Luca Zaia. Nicola, ecco, tienimi informato perché sono al buio e quindi vorrei sapere che cosa stiamo tentando di fare. Vi ricordo come tra poco ci sia il vertice di cui ci ha parlato Tiziana e che cercheremo di seguire in diretta. Già è complicato stare all'esterno, ora piove, c'è il buio, figuratevi all'interno di una struttura. Oh, Manuel Pillerhofer, sindaco, buonasera. Buonasera, grazie. La linea sarà sicuramente disturbatissima. Sindaco, vi sentite abbandonati da Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma al di là di questo, insomma, che poi è una lettura polemica, che condizione c'è? Come sta la sua popolazione a Sappada? Allora, faccio subito la precisazione che non ho né tempo né voglia di pensare alle polemiche. Quindi... Perfetto, siamo d'accordo con lei. D'accordo con le risposte alla popolazione che le stiamo dando tutti, quindi questo è l'importante. Veniamo a 4 impegnativi con molto complessi. Diciamo che abbiamo avuto i giorni in cui siamo stati completamente isolati, si è battuto dalle linee telefoniche della corrente, quindi sicuramente ha provato messo. Sì. Allora è molto complicato riuscire a capire, purtroppo, sindaco, perché sa, appunto, lo ha detto anche lei, almeno da quello che ho intuito, che le linee telefoniche funzionano male, molto male. Facciamo così, mi dà un titolo, sindaco, guardando la sua città, la sua zona, come la vede? Ma allora, in questo momento dico che ho una comunità fantastica, nonostante quello che ci è successo sono orgoglioso della mia comunità. In che condizioni sono? Abbiamo parlato di tetti scoperchiati, no? Abbiamo avuto una ventina di tetti scoperchiati che grazie appunto all'intervento di squadre di volontari sono stati, diciamo, coperti abbastanza velocemente, limitando i danni. Adesso speriamo un po' di bel tempo per poter intervenire. Sa che l'allerta in teoria prosegue anche domani, adesso com'è? Piove lì a Sappada? Adesso piove, stiamo tenendo monitorato soprattutto ovviamente i fiumi, in particolare il Piave, per quello che riguarda le erosioni delle sponde. Ecco, sindaco, visto che adesso la linea funziona bene, le volevo chiedere, 20 tetti scoperchiati, poi che altro, diciamo, è accaduto nella... Allora, sicuramente abbiamo dei danni ingenti sulle opere idrauliche del Piave, e abbiamo alcuni RI che ci preoccupano vicino all'abitato, che stiamo monitorando e dovremo intervenire. C'è poi tutta l'incognita della parte alta, in particolare dell'impiantistica per lo sci, visto che a breve dovrebbe incominciare la stagione invernale, stiamo facendo i primi rilievi e sicuramente ci saranno dei danni anche abbastanza ingenti. Quindi lei dice nella parte alta, molto chiaro. Senta, sono arrivati ovviamente lì, no? Cioè comunque c'è il personale di soccorso, i volontari, la protezione civile, chi c'è lì con voi, al vostro fianco a lavorare? Abbiamo il gruppo nostro di protezione civile, soccorso alpino nostro, e in più è arrivato ovviamente il supporto della protezione civile regionale, oggi ci sono arrivati anche dei mezzi escavatori per cominciare subito a mettere in sicurezza alcune situazioni un po' più critiche. Abbiamo avuto l'intervento con l'elicottero del Vigili del Fuoco per fare il sorvolo, per verificare appunto lo stato di necessità, le autobotti per l'acqua, quindi siamo presidiati. Senta, energia elettrica, quanti sono ancora senza? L'energia elettrica da ieri notte e distribuzione ha portato generatori, è stata poi fatta la scelta di installarne uno di potenza molto elevata, praticamente adesso dovrebbe essere coperta tutta l'area
quindi approfitto per ringraziare anche l'intervento dei ragazzi che ci lavoravano tutta la notte perché hanno fatto un lavoro importante. Grazie Sindaco, se poi avesse degli aggiornamenti insomma è piacere di raccontarli insieme a noi, ci torniamo a sentire più tardi. Grazie davvero, buon lavoro. Manuel Pilaroffer, sindaco di Sappada. Era fondamentale ovviamente aggiornare anche su quel che accade in quell'area. Apprezziamo, come lo stesso sindaco abbia detto, non ci interessano le polemiche in questo momento, figuratevi a noi. Allora, vediamo che cosa è successo. Fatemi sapere poi, Nicola, quando è pronto qualche servizio. So che stiamo lavorando a ritmi serrati anche in redazione con Francesca Bozza, Daniele Sizia, quello che arriva ovviamente dalla cronaca delle altre province, e aggiorniamo, vediamo cosa dice qua il maltempo. Elicottero d'esercito per i gruppi, esatto, i gruppi elettrogeni. Grazie Daniela, lo avevamo detto, ma è importante. Qualcuno si ricorderà di quel Chinook che nel 2010 andò volando dal Lazio sino ad arrivare qui in Veneto, quando ancora c'era nuvoloso, la pioggia, volò bassissimo seguendo il corso dei fiumi e con un rischio enorme per rilasciare quei manufatti in New Jersey per chiudere la rotta a Saletto, e quello stesso comandante lo incontrammo poi in Afghanistan e fu un servizio ovviamente che colpì molti. Quel ragazzo al lavoro, quel capitano che raccontò come era difficile intervenire sulla rotta di Saletto. Oggi un Chinook simile, chissà che appunto non sia ancora lui a pilotarlo, è stato l'apporto fondamentale, perché ricordo prima quell'elicottero a 2 eliche dei militari può portare il doppio del peso, vado a memoria, non vorrei poi dire, ma il doppio del peso dell'elicottero stesso, e quindi garantire il trasporto di gruppi elettrogeni, di più gruppi elettrogeni più pesanti, quindi anche più potenti. Uno per esempio, lo ha citato poco fa Pilaroffer, è intervenuto a Sappada garantendo con questo gruppo elettrogeno di grande potenza la copertura per l'intera area, ed è l'esercito di questo a San Tommaso a Gordino è intervenuto con 2 gruppi elettrogeni grazie al CH-47, questo Chinook dell'esercito italiano decollato a Belluno. Ulteriori trasporti via elicottero saranno effettuati non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Enel Distribuzione in una nota coglie l'occasione per ringraziare il Dipartimento della Protezione Civile e l'esercito italiano per l'efficace coordinamento delle attività che proseguono senza sosta da lunedì per fronteggiare le conseguenze. Il numero di solidarietà per Friuli, Veneto e Liguria, eccolo qua, c'è dalla mezzanotte di domenica 4 novembre sarà attivo il numero di solidarietà 455000 per Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Liguria. Lo rende noto il Viminale, quindi il Ministero dell'Interno non è ancora attivo, ma sarà il 455000. Agronomi e forestali, spazzata la via della filiera del legno, hanno lasciato alle proprie spalle ingenti danni. Eventi atmosferici eccezionali di questi giorni, quanto sottolinea in una nota il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali. La situazione è grave, afferma il Presidente Diamanti. In molte aree questa ondata di maltempo ha evidenziato nelle città l'importanza nelle fasi di progettazione e di cura della vegetazione. Vabbè, insomma, fosse un po' più chiaro anche questo comunicato sarebbe meglio. Quindi è importante, immaginate la filiera del legno come sia stata devastata in queste ore. Vediamo poi un'altra notizia. Tutti quelli che stiamo contattando in questo momento è difficile raggiungerli, ce lo fanno sapere. Certo, lo diceva Nicola, perché avete sentito anche il sindaco di Sappada, avete sentito Bottaccina, è difficile parlare con loro, è difficile parlare in questo momento anche contattare la nostra inviata Tiziana Bolognani, con la quale però ci collegheremo tra poco per seguire il vertice dei sindaci che si stanno per radunare
sindaci del Cadore e del Comelico, fuori buio e piove con violenza ancora. Allora, se siamo pronti, Nicola, ti dico, riusciamo a vedere questo video per le aree. Queste ancora sono le immagini dei danni nella zona del Piave, ma vediamo e sentiamo Vendemiano Sartor, area della Marca e non solo ovviamente, ma quindi i danni causati dal maltempo delle scorse ore, soprattutto per gli imprenditori. Vediamo. Interi territori spazzati via da un maltempo che non ha risparmiato niente e nessuno, ad essere colpite anche numerose aziende già duramente provate dalla crisi, tante le aziende che dovranno fare i conti con i danni. Abbiamo territori, quelli al confine, Segusino e la montagna, che è evidente la situazione è molto tragica. Mi pare che qualcosa si stia già muovendo dal punto di vista anche dell'aiuto, perché credo che questo sia il tema, no? Cercare di far sì che queste imprese non abbiano, oltre al problema del danno, anche le incombenze come un'attività normale. Insomma, questo è il tema sul quale bisogna lavorare, cioè cercare di alleggerirli sotto l'aspetto degli impegni, e sicuramente credo ci saranno anche gli elementi di sostegno dal punto di vista dei dipendenti, perché credo che mai come in queste occasioni ci possa essere l'utilizzo di un elemento di sostegno come la cassa integrazione o come le sospensioni, perché è evidente che non possono sopportare le imprese i costi anche indiretti. C'è bisogno di sostegni concreti, non si possono lasciare sole le aziende, la situazione per molti è davvero tragica. Fortunatamente, ripeto, nei nostri territori il disagio è stato minore, però credo che per questo non valga che noi aiutiamo anche quelli che stanno un po' più in su, e augurandoci che queste cose aiutino anche poi nel tempo a porre dei rimedi anche nel sistema costruttivo, per far sì che queste emergenze possano causare meno danni. Più o meno si può fare una stima di quante aziende possono essere state colpite? Beh, nei nostri territori poche, però ripeto, nelle province di Belluno sono dati che noi a Treviso non abbiamo, ma complessivamente credo che siano parecchie, perché il territorio è molto vasto, anche se le aziende grosse sono poche, ma una serie di tante attività piccole e non solo quello. Teniamo conto che adesso ci dovrebbe essere un impegno anche straordinario per il ripristino, perché in montagna comincia la loro vendemmia fra un po', quindi voglio dire tutta la stagione invernale non possa essere messa a repentaglio da questo disagio, perché altrimenti la situazione economica sarebbe molto più tragica. Allora, così avete sentito appunto sul fronte imprenditori. Abbiamo sistemato l'inquadratura perché possiate vedere sempre in onda, grazie a Antonio Esposito, davvero per mantenere sempre questo IBAN, che è quello attivato dalla Regione. Ok, vediamo appunto quando sono pronti i servizi dalle altre regioni, dalle altre province, mandiamoli Nicola, così possiamo aggiornare come a dovere in questa nostra diretta. Vi ricordo, stiamo per seguire, speriamo, nonostante le condizioni complicatissime anche per fare il nostro lavoro, l'incontro, il vertice tra i vari sindaci che sta per cominciare, sindaci del Cadore e del Comelico, con Tiziana Bolognani e Nicola Marcato, per vedere quali decisioni saranno prese, quale bilancio anche di questo maltempo e il lavoro che si dovrà ora mettere in campo. Io farei così, Nicola, in attesa di poterci collegare con altri colleghi, con altri sindaci. Ovviamente sapete che non possiamo neanche parlare con il sindaco di Roccapietore, perché bisogna riuscire a trovare il momento in cui lui lascia il suo comune per scendere di almeno 20 km, avere un po' di linea telefonica, perché l'unico modo è la sua radio. Vediamo di nuovo i danni a Ponte di Piave, facciamo così intanto per cercare di vedere se qualcun altro al telefono lo possiamo raggiungere, pronti a interrompere il servizio in qualsiasi momento, in modo da
garantire informazione in diretta. Allora, sapete che domani mattina alle 10:45 Luca Zaia, Giampaolo Bottacine e il capo della Protezione Civile Nazionale saranno all'aeroporto di Belluno per fare il punto ancora e per portare lì dove la nostra regione è stata maggiormente colpita il capo della Protezione Civile. Allora, vediamo ancora i danni a Ponte di Piave e poi cerchiamo nuovi collegamenti telefonici per potervi aggiornare in diretta, in attesa che Tiziana Bolognani e Nicola Marcato tornino a collegarsi con noi. Il problema è il tornare alla normalità, è quello che lascia dopo il fiume, perché l'acqua sale, però dopo scende, è cosa che ti porta praticamente il dopo lascia il fango, è il tornare alla normalità che ci vorrà molto tempo. Daniele Ammirati con le sue parole esprime il sentimento della gente di quei comuni colpiti dall'ondata di maltempo di questi giorni. Solo oggi lui e i suoi genitori sono rientrati nell'abitazione che si trova in via Zattere a Ponte di Piave. Intorno la devastazione dell'acqua e del fango che ha travolto tutto. Un disastro. Io sono 20 anni che abito qui, ho subito 5 alluvioni. Una volta sola era calamità naturale. Quello che mi hanno rimborsato lo sto buttando adesso. Mai visto, il massimo in casa era arrivato 1,26 m. Sembrava un tsunami dentro e niente, stiamo cercando di svuotare tutto quanto, però purtroppo il primo piano è andato. Quanto è arrivata l'acqua? 2,80 m di acqua, primo piano. La furia dell'acqua entrata in casa ha accatastato contro la parete tutti i mobili. Questo contenitore di polistirolo è stato travolto ed è rimasto come incollato al soffitto. Quei cassetti, quei mobili sono stati strappati dalla forza dell'acqua? Sì, sono stati strappati dalla forza dell'acqua. Questi qui speriamo che non ci cascano addosso. Stessa devastazione nell'abitazione accanto. Al primo piano è andato sotto tutto, c'è qualche infiltrazione al secondo piano, ma insomma non di sopra, poca roba. Nessuno, spiega la proprietaria, si aspettava una piena simile. Noi abbiamo alzato tutta la roba a 1 metro, massimo 1,5 metri. Loro continuavano a dire guardate che arriva tanta, ne arriva tanta, però chi sapeva che dovevamo staccare i lampadari e le applicche e buttare fuori. Cioè, noi ci siamo organizzati come ormai, perché tanto che capita ogni tanto, però così mai. Spostandosi di 3 chilometri si arriva in via Piave, altra zona golenale, dove l'acqua è stata ancora più devastante. Qua c'è troppa terra da portare via. È una situazione un po' disastrosa perché non si può più, a un certo punto non riusciamo più a smaltire tutto il limo, il fango, perché ce ne sono 20-30 centimetri, le canalette che portano fuori sono ingombrate, piene di limo, perciò la casa o prendiamo una scavatrice, non sappiamo neanche noi, in tutti questi anni non si era mai visto una cosa del genere. Peggio è il 66, qui è arrivata fino al secondo piano, 80 centimetri dentro. Nel secondo piano? Distrutto tutto, non c'è più letti, non c'è più niente, buttato via tutto. Peggio del 66, io sono nato nel 66, quindi avevo pochi mesi, i miei genitori le hanno passate tutte queste piene, è un disastro, una devastazione, basta vedere quanto fango ha lasciato, una quantità impressionante, penso, io non ho mai viste, ne ho viste di piene dal 98, 2000, 2002, 10, 12, 14, 18, tutti anni pari in questa zona golenale è entrata l'acqua, ma come questa penso che è evidente che è un disastro. Rassegnazione forse, siamo svuotati,
ci siamo svuotati proprio. Spostandosi a Breda di Piave, nonostante qui l'acqua abbia raggiunto livelli inferiori, i danni sono comunque ingenti e adesso si cerca di ripulire per tornare alla normalità. Fino a 1,20 m. Ma è la prima volta che succede? Sì, 66. La prima volta. Buttato via tutto? Tutto il primo piano? Tutto. Stamattina hanno portato via già un camion pieno di roba. Un disastro, mai visto. In 30 anni che siamo qui non è mai successa questa scena qua. Se anche nel 2010 è sempre arrivata, ma dietro, dalla casa dietro di là, ma mai arrivata qua, mai vista, proprio mai vista. Quanto ha raggiunto l'acqua? 60 centimetri di acqua dentro casa. Allora adesso proviamo a proporvi il video messaggio, l'appello del sindaco di Rocca Pietore Andrea De Bernardin, perché è l'unico modo che abbiamo, a parte vederlo al fianco di Luca Zaia nelle immagini del sopralluogo delle ore scorse, altro modo di contattarlo, ve lo diciamo molto onestamente, non c'è, perché i telefonini non funzionano, perché in quell'area non c'è copertura, perché anche le linee telefoniche nel momento in cui cerchiamo di instaurare un collegamento, come capite, non funzionano, non tengono. Vediamo ancora le immagini. Dunque, intanto cerco il post, vediamo se il sindaco riusciamo a mostrarvi almeno le sue comunicazioni così, perché è l'unico modo che sapete stanno utilizzando tutti per informare con vie ufficiali il proprio territorio e non solo. Non riesco a trovarlo, poi vedremo. Fatemi sapere quando ci sono i servizi, appunto per capire che cosa accade nel resto del nostro territorio. Allora, il vertice sarà appunto domani mattina, come già detto. Ho bisogno di far sentire Andrea De Bernardin, fatemi sapere se è pronto, anche perché l'ho inviato ai nostri colleghi in redazione, come dicevo, tramite Facebook, ed è un grido di dolore che il sindaco di Rocca Pietore lancia e dice molto chiaramente attraverso un audiomessaggio di fatto come siano isolati, non c'è nulla, non c'è modo di contattarsi, e gli dispiace come si parli molto di Genova, degli yacht, di altri temi, quando invece il nostro Veneto, la sua area, il Bellunese, è in ginocchio. In questo momento fatichiamo ovviamente ad avere anche aggiornamenti per capire che cosa stia avvenendo. Là non possiamo contattare altre persone. Vediamo se Tiziana è pronta, ditemi qualcosa con il nostro... Come? Ecco, cerchiamo allora di contattarla ovviamente per capire che cosa stiano preparando per il nostro collegamento. Vediamo qualche altro aggiornamento di Enel che fa sapere di voler sospendere la fatturazione della bolletta elettrica ai clienti del Triveneto residenti nelle aree devastate dalla calamità naturale. Questo è molto importante. Leggiamo ancora l'Iban insieme, vi ricordiamo come sia Veneto in ginocchio per maltempo, ottobre-novembre 2018 la causale da scrivere, e poi il conto, eccolo qua, grazie Tony, intestato Regione Veneto, IT 75 C02008 02017 000 10 544 2360, la causale Veneto in ginocchio per maltempo, ottobre-novembre 2018, come vi dicevo. Poi vediamo ancora dal Corriere delle Alpi, per esempio, qualche aggiornamento dai colleghi
come manchino gasolio e benzina per i generatori di corrente elettrica e anche i generi di prima necessità, questo soprattutto nelle aree più colpite di cui vi raccontavamo fino a poco fa. La pioggia porta nuove frane, riapre il Ponte Bailey, che poi è una cosa che ha detto il sindaco Jacopo Massaro. Molto belle queste immagini che ci fanno capire che cosa sia successo dalle aree più colpite. Allora, vediamo se possiamo girare di nuovo questo video. Anzi, sapete che cosa facciamo? Visto che trattasi di un video, mentre vediamo le immagini, vi faccio sentire l'audio dal mio telefono. Vediamo se riusciamo a fare questa mossa non meravigliosa dal punto di vista tecnico, ma è più rapida. Abbiamo Luca Zaia al telefono? Allora, Presidente. Buonasera. Presidente, grazie per essere ancora con noi al telefono. Allora, è molto faticoso, lo stiamo dicendo perché già non riusciamo a collegarci con i nostri inviati perché le linee non funzionano, non riusciamo a contattare neanche i sindaci, è molto più complicato. Anche lo stesso Bottacin poco fa aveva una linea molto disturbata. Presidente, allora diciamo a tutti che ha attivato questo conto corrente che ormai facciamo vedere già da più di un'ora. Qual è il suo appello? Cosa ci vuole dire? Guardi, questa è una delle attività che abbiamo fatto partire, poi arriverà anche l'SMS solidale. Ringrazio ancora una volta voi e il vostro editore per questo sforzo che state facendo. Ormai fate parte integrante della squadra della protezione civile del Veneto, nel senso che se tutti avessero fatto quello che state facendo voi, molto probabilmente avremmo spinto ancora di più. Però è un gran lavoro per dire ai veneti che se qualcuno volesse già iniziare a donare c'è questo numero purtroppo catastrofico di 3.000 cifre, perché in Italia se non si fanno casini, le robe non sono fatte bene, questo numero che è chiamato IBAN che permette di versare. Io posso dire una cosa, che tutto quello che viene versato sono io a garantire che vada a chi ha bisogno, quindi non venitemi, lo dico ai cittadini, che non ci sia qualcuno che dice non verso perché poi la storia dei bambini dell'Africa, qui i bambini dell'Africa li conosciamo uno per uno e abbiamo già dimostrato nel 2010 che non c'è stato un centesimo dato fuori dai binari e con i soldi versati non si pagano costi di segreteria o quant'altro, ma vanno direttamente ai bisognosi e poi rendiamo conto delle cose che sono state finanziate. Quindi grazie per la promozione che state facendo già per primi, ancora una volta, di tutta questa partita. E appunto lo ricordiamo, eccolo, il Veneto in ginocchio, IBAN 75C02008 10 5 44 2360 e il governatore lo ha ribadito nel suo comunicato e appena adesso in diretta ad Antena 3 come sarà lui garante della spesa di questi soldi. Sa quanti presidenti in queste ore ci hanno scritto come poter aiutare le popolazioni colpite, quanti ci hanno scritto attraverso i social, non solo personali ma del profilo di Antena 3 e di Media Nord-Est, come poter raggiungere quelle zone. Presidente, cosa rispondiamo a queste persone? Cioè si vogliono mettere a disposizione, è meglio lasciar lavorare in questo momento chi è preparato? Cosa dice? Ma guardi, in questo momento abbiamo protezione civile veneta, protezione civile lombarda, protezione civile Emilia Romagna, esercito italiano, vigili del fuoco, un sacco di volontari, per ora non c'è bisogno di ulteriore sforzo di avere altre persone sul territorio. C'è bisogno di sostenere questa partita, ci saranno appunto conto corrente SMS, ci sarà l'opportunità di fare anche un altro ragionamento che è quello di non dimenticare questa montagna. Per non dimenticarla bisogna, appena le strade saranno praticabili, ovviamente non adesso, non venite in montagna in queste ore, in questi giorni, perché siete solo di intralcio e c'è anche il rischio appunto di far strada per niente perché non ci sono strade praticabili. Dopodiché messe in rete nuovamente le strade, un caffè, un panino, una pizza, un pranzo in trattoria, una giornata di sci, mezza giornata di sci, una settimana bianca, un weekend. Io chiedo a tutti di dare un contributo perché
se abbandoniamo la montagna in questo momento la montagna si spopola. Ricordiamo che non c'è solo la Valle Gordina, ricordiamo che non c'è solo Araba, che non c'è solo Rocca Pietre, il Comerico, ma ricordiamo anche che c'è Asiago. Asiago ha avuto nell'altopiano una devastazione dei boschi e così. Guarda, in Veneto abbiamo migliaia di ettari di bosco che non ci sono più, c'è una prateria, migliaia di ettari di bosco che non ci sono più, case cadute nei fiumi, acquedotti che non esistono più, 160.000 persone, adesso sono 20.000 famiglie che non avevano e che non hanno l'energia elettrica, totale isolamento delle telefonie, della rete mobile dei telefoni, non parliamo di quella fissa. Sì. E questo è quello che sta accadendo, è una tragedia autentica. Abbiamo, e paghiamo lo scotto, per questo vi ho ringraziato all'inizio, di non essere sotto i riflettori, no? È anche un po' più scomodo parlare della montagna, perché comunque è distante. Noi non siamo sul palcoscenico dove tutti ti vedono, però ricordatevi che lì c'è gente ancora dopo 4 giorni che è isolata e si riesce a raggiungere solo con l'elicottero se c'è bel tempo, perché se no non si arriva. Questo è quello che dobbiamo dire in giro. Senta Presidente, ma è una sua, insomma, in questi anni purtroppo di tragedie ne abbiamo vissute, di grandi investimenti che hanno messo a riparo il Veneto abbiamo raccontato, ma la sua impressione, cioè, abbiamo visto il video, lei sull'elicottero, lei a Rocca Pietre, nelle zone del disastro, che immagine porta davanti agli occhi in questo momento? Guardi, non abbiamo avuto un momento di respiro, noi abbiamo ereditato anzi subito l'alluvione del 2010, io ero appena eletto e mi sono trovato davanti a un sistema disorganizzato, lo dico senza problemi, a un sistema dove i bollettini e le previsioni non erano quelli di oggi, a un sistema nel quale da 80 anni non si facevano più opere idrauliche. Siamo rimboccati le maniche e in 8 anni abbiamo fatto 411 milioni di opere idrauliche, ricordo che è piovuto più del 2010 e del 66, Mattiave è ancora lì, l'Adige è ancora lì, Battiglione è ancora lì, in virtù di tante opere che abbiamo fatto. E poi abbiamo affinato i modelli di calcolo e di previsione, i modelli matematici. Cioè siamo arrivati al punto tale che sappiamo quanta acqua arriva e che effetto avrà e quando ci porterà la piena, in che contesti. Voglio ricordare che io domenica scorsa chiesi a Salvini di poter provvedere alla chiusura di tutte le scuole e al Presidente del Consiglio di attivare la Protezione Civile Nazionale. Se ricordate, lunedì qualcuno disse ma Zaia è esagerato, c'è già la luna con le stelle stanotte, è già finita. Bene, è arrivato il finimondo il giorno dopo. Questo vuol dire che i nostri modelli funzionano bene. Questo ci ha permesso di svuotare i laghi alpini, di essere scarichi in montagna e di utilizzare i laghi per accumulare acqua. Ad esempio voglio ricordare che quando si trattò di spegnere il fuoco a Taibon, i Canadair avevano difficoltà per pescare acqua a Santa Croce perché ce n'era poca, ma noi sapevamo perché ce n'era poca, perché non ne potevamo, cioè gli invasi ci servivano, questa è la verità. Sì. Senta Presidente, cioè chiederle cos'è l'emergenza adesso è difficile perché tutta la zona, ancora con le frazioni isolate, ancora con... Noi siamo nella fase acuta. Allerta totale, domani pomeriggio dovrebbe schiarire, domenica schiarisce e poi ancora giù in immersione lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dovrebbe rischiarire. Questo dicono le nostre previsioni. Quindi 3 giorni di pioggia minimo la prossima settimana ce li abbiamo da lunedì. E in un territorio che è già stato messo a dura prova. Scusi. Niente, prego. Prego? No, in un territorio che è già stato provato, no? Quindi... È un territorio, lei capisce che quando piove dove il terreno non assorbe più acqua, ci sono le frane aperte, strade che sono lì per crollare. Oggi per dire abbiamo avuto l'interruzione della viabilità perché una frana ha camminato e anche poca acqua fa danno in una ferita aperta. Questo è quello che sta accadendo. Vi devo salutare adesso. Sì, grazie Presidente e buon lavoro, grazie per essere stato ancora con noi in diretta. Buon lavoro a voi. Grazie a Luca Zaia. Grazie al Governatore del Veneto Luca Zaia, avete sentito lanciare un appello fortissimo, cioè adesso dobbiamo voler bene la nostra montagna, quindi aiutare, basta un panino, una mezza giornata, non in questi giorni ovviamente, ma tra almeno una decina di giorni, probabilmente una settimana, quando si riuscirà a
dare un'immagine dignitosa del nostro territorio massacrato dalla violenza della natura nei giorni scorsi. Allora, Nicola, posso far sentire l'appello del sindaco di Roccapietore, se l'avete preparato? Benissimo. Allora, questo è un video che magari molti di voi hanno già visto, non lo so, gira su Facebook. È la voce del sindaco di Roccapietore, su questo siamo certi non è una fake news, Andrea De Bernardin, che non è raggiungibile, e questo l'abbiamo detto, ci abbiamo provato in questi giorni, ci abbiamo provato anche tutto il pomeriggio di oggi, però questa è la sua voce, quello che lui racconta di quello che è il suo paese, il suo comune, di quello che sta vivendo, e lui, come diceva Tiziana Bolognani, è il COC, cioè il centro operativo comunale, è il centro d'emergenza, è quella persona che si vede, è stata più volte ospite anche nelle nostre dirette, ma è quella persona che si vede girare a fianco di Luca Zaia in quel video, è l'uomo che gestisce l'emergenza con la sua radio appesa al collo, perché altro mezzo di comunicazione non ce l'ha, a meno che non faccia, l'abbiamo detto più volte, 20 km per scendere più a valle, dove a malapena riesce a inviare un SMS. Questa è la sua voce. Beh, dopo il maltempo di sabato e domenica, ma soprattutto di lunedì, dove c'è stata una tromba d'aria di potenza inaudita, mai vista sul nostro territorio, tutto l'Agordino e in buona parte del Bellunese si è rimasti scossi da questa pioggia forte, torrenziale, con forte vento, appunto. A Rocca invece ha battuto in maniera assolutamente più forte e causando danni incalcolabili, molto superiori a quelli dell'alluvione del 1966. Adesso il territorio mio a Roccapietore è in ginocchio nella maniera più totale. La cosa che mi stupisce di più è che non ne parla nessuno a livello nazionale, cioè si parla di Genova, si parla del Trentino come al solito, ma non si sfiora nemmeno il nostro problema. Sarà perché siamo isolati in effetti da tutto, ci manca internet, ci manca il collegamento telefonico, ci manca il wifi, ci manca la luce elettrica, ma soprattutto in buona parte del territorio, ma nel mio soprattutto, manca anche addirittura l'acqua, con grossi problemi all'acquedotto. Una cosa che mi sembra doveroso che i media ne parlino, quindi sto cercando in tutte le maniere di sensibilizzare tutti quanti. Grazie. Avete capito? Deve sfruttare in qualche maniera appena un suo messaggio audio che possa girare sul web, dire che cos'è la sua Roccapietore, ma così come tanti altri luoghi della nostra regione, della montagna in particolar modo. Siamo insieme a voi al fianco per raccontare che cosa sta succedendo e quali emergenze ancora in queste ore nel nostro Veneto, nella montagna bellunese in particolar modo, come un bombardamento, come un terremoto. Queste le parole utilizzate nelle ultime ore per definire cosa sia avvenuto. Raccontatelo agli altri che non hanno capito che cosa sia successo. Ora vediamo i sindaci che lanciano un appello, per esempio per la A27, con una Marca trevigiana divisa in due dopo le chiusure dei ponti. Vediamo. Domani gran parte dei sindaci della Marca saranno a Ponte della Priula, in corrispondenza della viabilità alternativa che è andata lesionata, per significare la necessità assoluta che in tempi brevissimi tale viabilità venga ripristinata, perché è fondamentale per collegare la destra e sinistra Piave. Tanti i primi cittadini trevigiani che hanno confermato che domani saranno presenti a Susegana per chiedere che si faccia presto a riaprire il ponte Bailey. La Marca da lunedì sera continua ad essere divisa in due. Ci sono intere famiglie e attività in grande sofferenza, dice il sindaco Scarpa, anche lontano da Ponte della Priula. Non è una manifestazione, una conferenza contro nessuno, assolutamente, sgombriamo subito il campo, ma è
una conferenza, un incontro per l'unione della destra e della sinistra Piave. Alcuni sindaci poi avanzeranno un'ulteriore richiesta. Quella di chiedere il tratto gratuito dell'autostrada da Treviso a Conegliano, come è stato fatto anche in provincia di Rovigo tempo fa. Questo perché abbiamo visto che da Spresiano soprattutto il traffico si focalizza su via Spartaco Lantini, arriva all'incrocio di Salettuol e lì si forma un imbuto incredibile. Se in questi giorni, complice il ponte del 1° novembre, la situazione dal punto di vista viabilità è stata tutto sommato tranquilla, da lunedì le scuole riapriranno e si teme che possano ripetersi le code e i disagi di inizio settimana. Così il vertice di domani sarà anche l'occasione per ogni singolo comune di avanzare richieste che riguardano il proprio territorio. Che a Lovadina venisse intercettato il traffico da Spresiano e fosse dirottato verso le piscine di Mosole per poi sbucare nella Postioma e quindi nella circonvallazione esterna di Maserada. Così nell'appello dei sindaci vicini al Piave, come avete sentito. Allora, vediamo queste immagini che mi diceva adesso Antonio Esposito sono pronte, cioè eccolo là il Chinook dell'esercito al lavoro per portare i gruppi elettrogeni, immagini appena arrivate, il Veneto in ginocchio e allora intervengono anche i militari. Avete sentito l'appello fortissimo del governatore Luca Zaia attraverso i nostri microfoni dicendo che ormai siamo parte dell'emergenza, della macchina dei soccorsi, dell'aiuto anche per informare un Veneto interessato ovviamente a capire che cosa sia successo e come poter aiutare le popolazioni. Questo è il Chinook dell'esercito italiano, elicottero vi ricordo straordinario che già ci ha soccorso nel 2010 per chiudere le rotte a Saletto e quindi trasportando i grossi New Jersey pesantissimi che sono serviti per tenere l'acqua nell'alveo una volta rotti gli argini. Rotture arginali non ce ne sono state questa volta e questo è molto importante ribadirlo anche per le diaframmature che sono state messe in campo negli ultimi anni, cioè il potenziamento degli argini della nostra regione. L'idrovia manca, dopo sentiremo anche un servizio da Padova, anche se, come diceva Bottacin, proprio ospite di Antena 3, lì qualcosa si è già fatto, cioè con le vasche di aminazione il territorio del Vicentino e del Padovano già si sono messi in salvo, qualcosa in più bisogna fare, non c'è dubbio, ora però l'emergenza è Livenza scusate, e Piave soprattutto, quindi qua si devono fare le opere. Questo è il momento in cui il Chinook aggancia, come vedete, gruppi elettronici, i gruppi elettrogeni di maggior potenza per poter quindi trasportare l'energia elettrica che arriverà, ecco, mettiamola così, la luce, portano la luce nei territori più colpiti. Guardate che peso che hanno, ce ne sono 2 attaccati, sono di maggior potenza, devono essere alimentati a gasolio per poter garantire la luce e arriveranno nelle zone più colpite. Diceva anche il sindaco di Sappada, uno molto grosso è arrivato proprio nel loro territorio e così tutti quanti ora hanno la luce, dalle 160 a 170.000 utenze, quindi molte più persone. Il nostro Veneto, nel Bellunese in particolar modo, che da lunedì non avevano le luci, ora sono scese a 13.000, quindi eccolo là. Sentiamo ancora l'audio, l'elicottero che si allontana per portare questi gruppi di continuità, sono i gruppi che appunto ridanno alimentazione energetica a chi ancora è senza in questo momento. È vero che devono essere riforniti di gasolio, quindi anche quello poi deve essere trasportato per garantire l'energia elettrica. Sapete come anche la nostra televisione per più di 24 ore, ormai anzi credo 48 ore, sia andata avanti solo grazie al gruppo elettrogeno e quindi questo ha investito, questa emergenza ha investito un po' tutto il territorio, anche larga parte sappiamo del Vicentino, larga parte del Trevigiano era senza energia elettrica. Cosa mando? Idrovia allora? Come? Idrovia, vediamo oggi.
quanto i sindaci dell'asta del Bacchiglione abbiano risposto all'appello, quella lettera scritta, lo ha detto proprio in diretta Enrico Ninuncini qui l'altra sera alla nostra edizione straordinaria. Il giorno dopo avrebbe scritto una lettera, sono ormai passate 48 ore, ai consiglieri regionali perché il progetto dell'idrovia possa andare avanti, c'è ancora bisogno di quello. Oggi è un'opera che comunque avrebbe un suo significato, cercando di trasformare quella che è stata vissuta dai territori come una disgrazia, di trasformarla in una opportunità. La prima e la più grossa opportunità è quella di un bacino di laminazione a salvaguardia dei territori del Padovano, che anche nel 2010 hanno avuto la disastrosa alluvione di cui siamo stati testimoni. L'idrovia Padova-Venezia sarebbe un'opportunità per tutto il territorio, così il sindaco di Saunara, Walter Stefan. Il suo comune ha già deliberato una richiesta alla Regione perché parta il progetto definitivo di completamento dell'opera, progetto che permetterebbe di richiedere fondi europei. Non parliamo di cifre enormi, perché il completamento si parla di 600 milioni, la progettazione definitiva attorno ai 40 milioni di euro, quindi sono cifre tutto sommato, come dire, abbordabili, ecco. Però è assolutamente necessario non perdere più neanche un attimo. Un'infrastruttura che metterebbe in sicurezza l'asta del Bacchiglione del Brenta. Ora gli amministratori a tutti i livelli devono fare squadra. Serve oggi un progetto definitivo esecutivo, serve perché si pensa, si ipotizza di chiedere i finanziamenti necessari ammontanti a circa 600 milioni di euro alla comunità europea che finanzia vie navigabili, per cui è anche necessario modificare la precedente previsione di una via navigabile in classe terza e portarla in classe quinta europea, che sono appunto le opere che l'Europa finanzia. Allora, vi ricordo, tra mezz'ora ricominciano poi i nostri telegiornali, sempre edizione straordinaria per aggiornarvi minuto dopo minuto di quel che accade. Tiziano Bolognani e Nicola Marcato si stanno organizzando per ricollegarsi con noi dalla zona del Bellunese, appunto tra poco c'è un vertice tra sindaci. Tony, mi fai sapere, possiamo mandare le previsioni meteo, perché poi c'è una nuova preoccupazione, l'ha detto anche Luca Zaia, cioè piove domani, una schiarita al pomeriggio, domenica dovrebbe essere bello e poi ancora 3 giorni, forse fino a giovedì, di pioggia, e piove dove già un territorio non può più assorbire acqua, un po' tutto il Veneto, e quindi questo rischia di innescare nuovi problemi, come la frana di oggi che ha interrotto, lo sapete, una statale, una strada. Vediamo, Iannicelli, le previsioni? Bene, vediamo. Prevediamo per domani inizialmente condizioni di nuvolosità molto accentuata con qualche pioggia residua, qualche pioggia sparsa. Nel corso della giornata avremo un miglioramento, quindi con una nuvolosità e senza precipitazioni. Per domenica ecco una giornata di pausa, quindi una nuvolosità, una velatura del cielo per gran parte, però un peggioramento già nella seconda parte, e in serata non è escluso qualche fenomeno di precipitazione. Poi ecco, per lunedì purtroppo la situazione non cambia, avremo un nuovo peggioramento con piogge sparse, questo lunedì e martedì, bisognerà aspettare mercoledì ma soprattutto giovedì per miglioramento. Allora, fino alla riapertura del bypass a Ponte della Priula, gli abbonati della MOM potranno viaggiare gratuitamente in treno. Avete sentito l'appello dei sindaci per quanto riguarda la 27, liberalizzarla per esempio. Questo è un altro importante accordo tra la MOM e Trenitalia, quindi ora vediamo il servizio appena è pronto, Tony, e intanto ci stiamo per collegare con Tiziana e Nicola dal Bellunese. Vediamo il servizio. Un accordo importante tra MOM e Trenitalia siglato in tempo record per far fronte a questa gravissima emergenza maltempo. La chiusura dei ponti sul Piave all'altezza di Ponte della Priula ha letteralmente diviso la Marca in due, da qui la decisione di attuare un'intesa ferro-gomma. Grazie alla Regione Veneto e a Trenitalia, quindi all'assessore De Berti e al direttore di Trenitalia Bazzo, abbiamo trovato una soluzione che è quella di far sì che gli abbonati MOM sulla tratta Treviso-Conegliano-Vittorio Veneto possono usare il treno, quindi tutti gli abbonati MOM senza avere aggravi particolari possono decidere se usare la gomma oppure usare il treno.
Gli abbonati MOM possono utilizzare tutte le stazioni intermedie da Treviso a Vittorio Veneto, quindi Lancenigo, Spresiano, Susegana, Conegliano, Sofratta e Vittorio Veneto. Questo è un accordo importante di interoperabilità. Io che ho qualche anno di esperienza nel trasporto pubblico, questo accordo qualche tempo fa era praticamente impossibile. Adesso, grazie ai nuovi attori, sia in Regione che a Trenitalia, siamo riusciti ad averlo in pochissimo tempo. La viabilità negli ultimi giorni nella zona di Ponte della Priula è andata completamente in tilt, con traffico e code, una situazione che andrà a peggiorare lunedì con l'apertura delle scuole. Ovviamente il bypass rimarrà chiuso, quindi gli autobus MOM hanno dovuto trovare percorsi alternativi. 2 le linee interessate, la 135 Montebelluna Conegliano e la 120 Treviso Conegliano Vittorio Veneto. La linea 120, che è quella della dorsale Pontebana, girerà a Spresiano, andrà verso Maserata, Cimadolmo e torna poi a Ponte della Priula e farà la linea normale come faceva prima. La 135 si attesterà anche qua, non potendo passare Ponte della Priula, a Spresiano. Spresiano passeremo davanti alla stazione, quindi c'è la possibilità di usare il treno per chi lo vuole, e poi farà la stessa strada per Maserata, Conegliano, Maserata, Cimodolmo, e va a Ponte della Priula e Conegliano. Lunedì si parte, ma già nella giornata di martedì il personale di Trenitalia e di MOM avranno il compito di verificare l'efficacia di questi provvedimenti ed eventuali correttivi. La prossima settimana sarà importante anche per avere una tempistica sulla sistemazione e riapertura del Ponte Bailey, anche se si parla di almeno un mese. Quindi, come vedete, bisognerà attendere. Allora, Tiziana è pronta? Mi dite? Con migliaia di ettari di bosco che non ci sono più, così ha detto Luca Zaia, lo avete sentito pochissimi istanti fa in diretta con Antena 3, fare poi quell'appello perché tutti noi si possa andare anche solo mezza giornata in montagna per aiutare le attività, mangiare un panino, fermarsi per una passeggiata, mangiare a pranzo lì, fare acquisti, andare a sciare anche solo appunto una mezza giornata, ma che da qui a 10 giorni, insomma, quando si spera possa tornare a una condizione migliore la nostra montagna, poi tutti quanti ci si impegni per aiutarla. Anche la zona di Asiago dell'Altopiano, l'ha ricordato lo stesso governatore Luca Zaia in diretta con noi pochissimo fa. Vedo purtroppo ancora il segnale a scatti da Belluno perché, come sapete, vi ho detto, la zona non è coperta, e allora adesso ci spostiamo con il nostro collegamento. Tiziana e Nicola sono quasi pronti lì dove si sta per tenere questo vertice tra i sindaci, e quindi attendiamo ancora qualche istante, ma è importante capire su cosa sarà il confronto, quali novità ci daranno. Vediamo ancora comunicati in arrivo. Sospensione bollette ai clienti residenti nelle aree devastate, questo appunto è ormai deciso. C'è il numero di SMS che è il 455000, ma ancora non attivo, questo è importante, quindi dobbiamo attendere qualche ora, e allora sfruttate il numero di codice IBAN che vedete in sovraimpressione, che è il conto corrente attivato dalla Regione del Veneto. Il governatore Luca Zaia non solo l'ha detto in comunicato stampa, ma l'ha ribadito poco fa, sarà lui garante di ogni centesimo che sarà speso a favore delle popolazioni colpite, e quindi nessuna preoccupazione in tal senso. Ora vedo con un segnale più nitido Tiziana e Nicola. Vado allora, Tony, possiamo collegarci? Tiziana? Saltelli per il freddo, c'è freddo? Sì, Ferdinando, mi sentite correttamente? Ma fuori comincia, adesso ci siamo riparati all'interno della sede della Comunità Montana, dove è stato spostato il vertice dei sindaci del Centro Cadore e del Comelico, riuniti dal COM, alla presenza dei vertici dei Vigili del Fuoco di Belluno, responsabili della prevenzione e sicurezza, e dei rappresentanti della Protezione Civile Nazionale. Che cosa sta succedendo in questo momento dietro
alle nostre spalle. Succede che i sindaci hanno ascoltato quali tecnicamente sono le procedure per chiedere ogni più piccolo intervento e i sindaci in questo momento stanno chiedendo a loro volta come si devono comportare. Ricordiamo che certamente uno dei problemi più urgenti per le amministrazioni comunali è quello di attingere ai fondi cassa che, come sapete, sono sempre molto risicati e anche strozzati dai vincoli che vengono posti in sede di bilancio. E quindi in questo momento, in un momento di grande emergenza, quello che i sindaci chiedono è come possiamo spendere i soldi e a chi dobbiamo rendicontare le spese d'urgenza che stiamo sostenendo o che dobbiamo sostenere. Possiamo unirci tra di noi per utilizzare il medesimo personale per evitare sprechi. Che cosa significa anche avere necessità di minuteria, quindi fare richiesta, diceva poco fa il funzionario dei Vigili del Fuoco Fabio Ierman, teloni per ricoprire i tetti che sono stati scoperchiati dal vento, oppure veramente proprio piccole cose. Allora, per quello i comuni possono intervenire in perfetta autonomia e senza chiedere il parere di chi che sia. Certo, poi dovranno essere contate tutte le spese che saranno sostenute. Invece, per quanto riguarda gli interventi più importanti, c'è una procedura tecnica da seguire, bisogna rapportarsi, bisogna raffrontarsi con il COM, con il centro operativo mobile, che è il collettore di tutte le richieste che vengono fatte in sede di istituzioni, di amministrazioni comunali, e poi queste vengono portate al centro di coordinamento sicurezza che è stato istituito all'aeroporto di Belluno. Ecco, e da lì poi si dipana una matassa che fa capo evidentemente al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, e ci sono per l'appunto i due responsabili della Protezione Civile Nazionale che stanno cercando di spiegare come svolgere nella maniera più agevole possibile tutte le richieste, tutti gli interventi che debbono essere fatti sul territorio. Un territorio, in questo caso Centro Cadore Comelico, che è stato colpito pesantemente dall'ondata di maltempo, soprattutto lunedì e martedì, che sta pagando lo scotto di problemi relativi all'energia elettrica, problemi relativi agli acquedotti. Vi ricordo che in molte parti della nostra provincia ancora l'acqua non è potabile, mentre poco fa mi confrontavo il post che il sindaco di Longarone, che è anche presidente della provincia di Belluno, ha messo su Facebook, ha postato su Facebook, Roberto Padrini. A Longarone l'acqua per esempio è tornata potabile, a Belluno invece ancora permane il divieto di utilizzo dell'acqua per scopi alimentari, e quindi chi ne deve fare uso la deve bollire prima di poterla bere. Ecco, questi sono i problemi. Per quanto riguarda l'energia, sembra dalle ultimissime notizie che abbiamo ricevuto che è finalmente diminuito il numero delle utenze che ancora non sono raggiunte dall'energia elettrica, e quindi dovremmo essere attorno ai 3-5 mila. Ecco, il numero degli utenti ancora senza corrente in provincia di Belluno, questo dovrebbe essere. Speriamo che veramente nelle prossime ore anche queste persone possano finalmente rifiatare, riavere la corrente elettrica e poter avere la possibilità di svolgere la normale vita, ecco, così come invece non accade da 5 giorni a questa parte. Continua a piovere, questo lo avete visto anche nei precedenti collegamenti, quando invece le previsioni avevano messo un'allerta fino alle 14 di oggi pomeriggio. Certo, la pioggia è diventata molto più sottile, però è sempre persistente, le nubi sono basse, c'è umidità. Si spera che le condizioni meteo comincino piano piano a migliorare, perché se migliorano le condizioni meteo è anche più agevole l'intervento dei soccorritori e di tutta quella macchina che si è messa all'opera per cominciare a ripulire le strade. Per darvi un'idea, per raggiungere Santo Stefano di Cadore da Auronzo, la strada alle 5 è stata riaperta, dalle 17 è stata riaperta, ma ad un certo punto abbiamo, dopo la lunghissima galleria che porta in Comelico, abbiamo trovato una deviazione, e la deviazione consistita nella percorrere
percorrere un viottolo veramente di montagna. Abbiamo attraversato in auto almeno 3 grossi smottamenti che già sono stati sistemati, sono stati messi in sicurezza. Quindi per raggiungere Santo Stefano la strada si percorre a senso unico e il senso di marcia verso nord è per l'appunto questo viottolo che si inerpica sulla montagna e che poi improvvisamente digrada verso il centro del paese, la strada principale. Quindi è ancora molto molto difficoltoso. C'è da dire che noi per fortuna c'è anche il ponte di Tutti i Santi e quindi le scuole sono chiuse e il traffico è decisamente diminuito, non c'è la necessità di spostamenti, resta sempre inteso l'invito che il prefetto di Belluno attraverso tutti i sindaci della provincia sta rivolgendo continuamente, insistentemente alla popolazione, cioè quello di limitare strettamente al necessario gli spostamenti in auto. Se per caso ci sono delle necessità, rivolgersi evidentemente ai numeri di pronto intervento, di pronta emergenza. Sì. Scusami, vedo poi i Vigili del Fuoco evidentemente stanno impartendo delle indicazioni dietro di te a questo vertice, ma è possibile secondo te raggiungere qualcuno di questi sindaci al momento? Possono venire con noi? È un momento delicato, questo è ovvio, però insomma se qualcuno riuscissi a strapparlo al vertice in modo che ci possa dire qualcosa poi sarebbe ancora più interessante. Cosa dici? Allora Ferdinando, ti dico che noi abbiamo dovuto chiedere l'autorizzazione per entrare qui, per seguire il vertice, non c'è fatto divieto di fare delle riprese durante la riunione, però ci è stato chiesto di aspettare il termine dell'incontro per poter parlare con i sindaci, perché prima di dare delle risposte e stare con noi hanno bisogno di avere a loro volta le risposte, quindi devono parlare, sono convinti di parlare ai cittadini che li seguono da casa con delle certezze in mano e non con ipotesi, e quindi sai che l'informazione in questo momento meglio è se è corretta, e se invece è, come dire, un po' superficiale probabilmente contribuisce a creare magari malumore anche tra i cittadini. Ve l'abbiamo detto, c'è molto malumore perché tanti veramente ancora non riescono a comprendere come sia possibile che una provincia come la nostra, che è piena zeppa di centrali che danno energia all'universo mondo, per dirla come la dicono i bellunesi, siano invece ancora con le candele a casa davanti a un piatto che viene riscaldato magari altrove. Però è importantissimo quello che hai detto poco fa, anche portare del cibo pronto e caldo. È importantissimo, cioè tu hai detto che adesso dagli ultimi dati sarebbero tra 3.000 e 5.000 le utenze staccate soltanto, quindi dalle 13.000 che sapevamo oggi è sceso a quella cifra lì? Ma è molto importante questo. Questo è stato possibile da quello che ho potuto capire grazie all'arrivo dei generatori che sono stati trasportati dall'elicottero dell'esercito, e si sta andando avanti evidentemente ancora solo grazie ai generatori. Quindi le utenze che hanno ricevuto la corrente sappiano però che non sono attaccate all'alta tensione, nel senso che non hanno la corrente che potrà durare e la situazione non è normale evidentemente, quindi potrebbe interrompersi da un momento all'altro. Si sta andando avanti in questo momento con i generatori, quindi il fatto che sia diminuito il numero di utenze, questo è anche grazie alla messa in uso dei generatori che sono stati debitamente riforniti di carburante e che andranno avanti fino a che Enel e Terna non cominceranno a intervenire, a risistemare le linee dell'alta tensione che sono gravemente danneggiate in praticamente tutta la provincia. Basta semplicemente ricordate la settimana scorsa quando c'è stato l'incendio nella valle di San Lucano, è bastata la caduta di una pianta su un traliccio per scatenare un blackout che ha interessato mezzo Agordino e che ha interrotto, mandato addirittura a singhiozzo l'attività di tutta la zona industriale. Un traliccio qui
Gli alberi e i tralicci che sono stati abbattuti dalla furia del vento sono in numero, ancora non è stato peraltro comunicato, e quindi potete immaginare quale sarà, quale deve essere, anzi con urgenza, quale deve essere l'impegno di Enel e Terna per il ripristino urgente e immediato della corrente, dei collegamenti elettrici per tutte le utenze della provincia. Ricordiamo, si parla di utenze, ma parliamo anche delle aziende, parliamo dell'industria, dell'artigianato bellunese, delle attività di alberghi, di bar, di esercizi pubblici che stanno pagando uno scotto veramente impensabile, inimmaginabile, in un momento storico come capita ogni anno, il momento in cui ci si prepara per l'avvio della stagione invernale. Si stava facendo nell'alta provincia di Belluno, dove da ieri è cominciata a cadere la neve, lo si stava facendo anche nella vallata bellunese, dove peraltro possiamo dirvi che anche le strutture ricettive, i rifugi sono stati completamente distrutti, hanno subito moltissimi danni dal vento, dalla tromba d'aria che c'è stata lunedì, e quindi ci sarà da ricostruire anche proprio le strutture dove solitamente i turisti... Sì. Scusami, ti chiedo sempre una cosa che nasce dal tuo cuore, cioè dalla tua esperienza, dalla tua conoscenza. Allora, poco fa Zaia, non so se eri già collegata e hai avuto modo di sentirlo, diceva ricominciamo, stiamo vicini poi alla montagna, no? Ai nostri territori, quando sarà possibile, non adesso, perché c'è un lavoro importantissimo e delicatissimo da fare e anche rischioso. Quanto ci vorrà alla montagna per rialzarsi? Allora, quanto ci vorrà è presto dirlo, è molto complicato dirlo, ve lo dico con il cuore. Quello che ho visto in questi giorni è drammatico, quello che ho visto in questi giorni però è anche la voglia di non perdere un minuto, perché l'economia di questa provincia è evidentemente basata sul turismo, perché gli impianti da sci devono ripartire. Se noi pensiamo che cosa è accaduto a Malgacciapela, agli impianti di Malgacciapela, se pensiamo che cosa è accaduto in Agodino con gli alberi che sono stati abbattuti, che sono finiti evidentemente sulle piste da sci, che devono essere predisposte, sistemate per l'avvio della stagione, se pensiamo che cosa sta accadendo anche ai danni delle strutture ricettive, ebbene ci vorrà evidentemente molto tempo. Certo, si deve ripartire, e sono convinta, perché lo spirito dei bellunesi, la scorza dei bellunesi è tenace, è dura, e quindi sono convinta che nel giro di un mese, non vogliamo esagerare, ma che per il Ponte dell'Immacolata volesse il Signore mandare la neve, quella importante, quella che poi non deve darti problemi, perché devi attingere ai cannoni per sparare la neve e per fare le piste artificiali. Quindi noi speriamo che ci siano da adesso in avanti tutte le condizioni che consentano alla provincia di Belluno di ripartire perlomeno entro un mese. Entro Natale l'assessore Bottacin, entro l'avvio della stagione invernale, quella diciamo così ufficiale, si conta di ripartire, e si conta di ripartire anche con l'aiuto, che noi abbiamo percepito, si sta mano a mano palesando in provincia di Belluno. Abbiamo sentito di Asco Trade per quanto riguarda le bollette, abbiamo sentito di istituti di credito che hanno messo a disposizione dei denari, abbiamo sentito dell'SMS lanciato. Esatto, tra l'altro c'è il conto corrente che è sempre in onda, l'abbiamo lanciato noi questo pomeriggio. Tiziana, torniamo a collegarci con te tra pochissimo, appena tu ce lo dici. Ora ci interrompiamo per la pubblicità, poi i nostri telegiornali. Quindi grazie a Tiziana Bolognani e Nicola Marcato, il lavoro in condizioni impossibili, come avete capito ormai da questa diretta del pomeriggio. Il nostro obiettivo era farvi vedere ancora una volta sul campo quello che è successo nella zona di Belluno, così come con i nostri servizi anche nel resto del Veneto, ma il bellunese, che è la zona più devastata, bombardata come un terremoto, dicevamo, e quindi anche lì per noi lavorare è davvero
complicato, in condizioni critiche. Ci fermiamo per pochi minuti, poi con Nicola Zanetti, che ha coordinato come sempre l'intera diretta di questo pomeriggio, andremo in onda con i telegiornali, quindi molti più servizi, ma ancora aggiornamenti sempre in questa nostra edizione straordinaria. Vi anticipiamo anche questa sera, ovviamente saremo in onda, ma anche domani mattina a partire dalle 10:30, quando racconteremo in diretta di quella conferenza stampa con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che torna in Veneto a poche ore di distanza da quel vertice di Marghera, a fianco del governatore Luca Zaia. Sarà a Belluno, quindi nelle zone più disastrate. A tra poco.